E continuiamo con la lettura del libro, questo bellissimo Il leone alato, che fa sperare veramente nei giovani che ancora non riusciamo a capire l'importanza di questi ragazzi. Quasi, rise divertita Alessia, l'ho parcheggiata dietro quella siepe. Sei pronto? Ma è carina, molto carina. Che storia ha? Vediamo se sei davvero una brava guida. Alessia, mentre con una mano apriva il tettuccio di tela, con l'altra metteva in moto tirando la leva sul tunnel. Gli raccontò di quella Fiat 500 color azzurro-verde. L'aveva comprata nuova suo padre avvocato, entrando nello studio di famiglia da praticante. L'aveva adottata pur non avendo alcuna passione per le auto, utilizzandola per praticità. Se bisogna andare in tribunale o in procura, ci vai in vaporetto o col taxi d'acqua. Qua si vive una vita particolare. Niente traffico, niente autostrade, niente fretta. Qui devi saper prendere i tuoi tempi, tanto nella vita lavorativa quanto in quella bella privata. Noi siamo abituati, sai. Inutile che tu ti dia da fare a cercarle, non ci sono proprio le cinture di sicurezza in questa macchina. Leon si stava divertendo molto su quella vetturetta. Ne apprezzava le dimensioni ridottissime che permettevano alla sua accompagnatrice di infilarsi di misura ovunque fosse necessario e possibile. Quanti anni hai, Alessia? Buonasera, mi chiamo Alessia, ho 24 anni, laureanda all'Università Ca' Foscari, non avendo nessuna intenzione di entrare in uno studio con mio padre qui a Lido, anche perché c'è già mio fratello, per cui intanto faccio la guida turistica e poi si vedrà. Lui sta allo scherzo e la applaude. Parli molto bene il tedesco. Dove l'hai praticato? Considera che per me parlare inglese e tedesco è l'ordine del giorno. E poi ho fatto anche uno stage a Berlino. Leon stava di nuovo concentrato, stavolta sul cellulare. Ammise a se stessa che la cosa le dava fastidio. Le piaceva dialogare con lui. C'era della sintonia e le piaceva che lui le prestasse attenzione. Anzi, e se fosse stato qualcosa di più, respinse quel pensiero. Decise di vivere quelle ore senza farsi domande che avrebbero potuto rovinare tutto, tutto quello che era in corso. Lui sarebbe partito lunedì e basta. Una voce incontrollata dentro di sé aggiunse, purtroppo. Scusami, ho visto un messaggio da Patrick. È un caro amico, un vero amico. Lui è condannato fin da piccolo alla carrozzina, ma ha una vivacità e una energia che vorrebbero avere tante persone deambulanti. Mi hanno scritto rimproverandoli per non aver mantenuto la promessa di fargli sapere com'era andata la trasvolata. Gli ho risposto che ho fatto un soft landing e che per farmi perdonare lo porterò con me a fare un voletto. Alessia si sentì ancora colpita da questo ragazzo così sorprendente che sapeva far colpo senza volerlo. Era proprio lui fatto così, trapellavano cose bellissime di lui. Non era mai successo prima di incontrare un tipo fatto così. Una volta chiusa la portiera, Leon si trovò di fronte a una struttura bianca, imponente, dal sapore retrò. Vediamo se riconosci questo, chiese Alessia divertita. E se ti dico che l'avrai vista con enorme red carpet qui davanti in televisione? Leon si illuminò ed esclamò alludendo alla mostra internazionale del cinema, molto seguita da sua madre. Così le propose un selfie assieme e prontamente glielo inviò via WhatsApp. Quel selfie li aveva portati così vicini da avvertire un lieve contatto. Mi fermo qui anche questa mattina con questa paginetta di questo libro Il leone alato che fa riflettere e capire molte cose. Saluto il graditissimo ospite, il sindaco di Asolo, Franco Dalla Rosa. Grazie buongiorno, sindaco, buongiorno a tutti. Di essere qui. Ho letto questa paginetta tutte le mattine, ho imparato a leggere e so che fa piacere a casa una paginetta di un libro, ascoltano molto volentieri, ma sono bella. Persone che raccontano delle storie bellissime, che fanno riflettere, che è la semplicità, l'umanità, la genialità di questi bambini che diventano adulti, però hanno bisogno di un supporto importante che è l'adulto che glielo deve dare fin da piccoli. Io dico sempre che bisogna iniziare proprio da piccolissimi, quando hanno 4-5 anni, perché dobbiamo prevenire prima di curare, e la cura se è troppo avanti non funziona, anzi delle volte può essere anche deleteria perché non trovi la soluzione. Io ho raccontato ieri che sono stata da lei ad Asolo, dove ha messo a disposizione questo bellissimo castello della regina Cornaro per fare questa mostra Io ci sono, per dare visibilità
a tutti questi ragazzi e ragazze, a queste famiglie che non riescono a vedere il dopo di noi, perché isolate, perché la paura di metterli in gioco, per tanti motivi, poca umanità, ecco, proprio poco impegno da parte anche di molti industriali che avrebbero e dovrebbero assumere, perché i sindacati dicono che i numeri non ci sono. Però quello che mi ha colpito, che ho detto quando lei ci ha fatto entrare in questo posto meraviglioso, molti di voi lo conosceranno, poi vedremo anche delle immagini se da regia riusciamo a trovarle, dove c'erano dei ragazzi, ho raccontato ieri, seduti per terra che disegnavano, ragazzi e ragazze, in una serenità, in una veramente atmosfera d'altri tempi. Noi li abbiamo questi luoghi, il problema è che non portiamo questi ragazzi, lei invece è riuscito a portarli, anzi fanno vivere Asolo. Prego Sindaco, cos'è successo e raccontiamo di questa visione che ha avuto. È una bellissima iniziativa che nasce 3 anni fa, merito anche di Alessio Nardin, che è il direttore di questa accademia, chiamata Accademia Duse, in onore della Duse, che è riuscito in pochissimo tempo, in 3 anni praticamente, a portare ad Asolo una 50ina di allievi di questa accademia che fanno cinema, teatro, sono studenti a tutti gli effetti, e una 20ina di docenti. Il bello è che sta contagiando un po' questa iniziativa molti studenti da tutte le parti d'Italia. Sentite? E il bello per noi come amministrazione non è solo il fatto di avere un'accademia specifica che fa teatro, cinema, di giovani, perché hanno tutti 20 anni, ma soprattutto perché fanno rivivere il paese. Portano nuova linfa fresca a un paese che insomma è un paese era un paese un po' stanco. Questa linfa vitale, questa vita giovane contribuisce a far vivere meglio tutti gli abitanti, perché porta energia, porta freschezza, porta cultura soprattutto, perché è un fatto culturale, e anche un cambio di mentalità, fa una città più aperta, perché arrivano da tutta Italia, da Milano, da Napoli, ed è molto molto bello. E, ringrazio molto anche questa iniziativa che è stata appoggiata fortemente dall'amministrazione, anche con i piccoli costi eventuali, ma ringrazio proprio chi ha avuto l'idea proprio di proporre ad Asolo questa bella scuola. Come vivono questi ragazzi la città dei 100 orizzonti? Cosa dicono, Sindaco, quando arrivano? Perché guardate, io ci vado spesso, devo dire la verità, però io ogni volta che ci vado è come fosse la prima volta, sei talmente veramente avvolta in una bellezza enorme, perché ogni angolo che tu ti giri vedi sempre qualcosa di diverso che non hai notato la volta prima. Ecco, cosa dicono questi ragazzi di fronte a tanta bellezza, tanta storia? Allora, intanto sono entusiasti di trovarsi in mezzo ai giovani, prima cosa. E dopo alcuni vengono da paesi molto belli, però ad Asolo trovano soprattutto un clima di serenità, di tranquillità. Vediamo delle immagini, avete delle immagini dalla regia per cortesia, grazie. Prego, prego, Sindaco. E riescono a fare, anche se sono non si conoscono, ma riescono a fare squadra, riescono a fare compagnia, la sera sono sempre fuori e riescono a... inizialmente con qualche titubanza, ma riescono a integrarsi bene anche sul tessuto sociale, perché partecipano anche magari nei tempi liberi vanno a aiutare a fare i camerieri, vanno a aiutare a fare questi lavoretti che servono a loro per mettersi in tasca qualche soldo, insomma, per vivere decentemente, per vivere bene, anche per spostarsi, per andare a divertirsi, perché il lavoro è importante, e fanno una scuola molto seria, perché il direttore è una persona molto seria, li fa lavorare in maniera dura, ma sono molto preparati, e quando hanno possibilità a divertirsi, ma anche a lavorare, dare un contributo ai bar, ai negozi di Asolo. Quindi è una comunità che si sta creando molto bella. Cos'è la Movida ad Asolo? Ecco, la Movida che però coinvolge questi ragazzi che hanno una certa cultura, hanno un modo di vedere la vita in maniera diversa, perché amano la cultura, se no non farebbero quello che stanno facendo, non si sarebbero iscritti a questa accademia. Prego, Sindaco. Non dobbiamo pensare che sia un centro
Asolo è un centro esclusivamente culturale, sono giovani, per cui i giovani hanno bisogno di luoghi anche per poter viverci, per poter divertirsi, per poter giocare, fruire di quel momento bellissimo che è la gioventù. Però hanno una giusta educazione, hanno un giusto modo di vivere la città, che si sono perfettamente sposati con quella che è la filosofia della nostra città, una filosofia di una città che accoglie le persone, una filosofia che sposiamo da anni, una filosofia che sposa il green, il verde, tutte quelle iniziative che portano alla sostenibilità del vivere e alla sostenibilità sociale. Sono molto contento di questa scuola. Sindaco, Crash Montanà spero che abbia insegnato che il divertimento giovanile va accompagnato al controllo dell'adulto. Ecco, io sono convinta di questo, che molte volte, e lo dico, voi sapete che io dico quello che penso e quello che sento in giro, che mi dite voi, manca il controllo, non perché non può esserci, ma perché c'è un business sotto, che può essere l'alcol, che può essere la droga, che può essere tante cose. Perciò le forze sono poche, lo sa benissimo anche lei, perché le forze dell'ordine e i numeri che abbiamo non ci sono. Il mondo del volontariato, quello che potrebbe fare anche questo, non viene chiamato, perché a parte la protezione civile non è che si veda molto in giro. Eppure siamo tante associazioni di volontariato che, a mio avviso, facendo squadra, mettendoci assieme, sapendo chi fa cosa, perché tutti facciamo tutto e alla fine vediamo cosa ci troviamo, forse riusciremo a dare anche maggiore sicurezza al cittadino che vuole uscire, al genitore che è a casa e che il figlio si sta divertendo. Perché non si riesce a fare questo? Ma perché io devo dirlo tutte le mattine? Perché vede, Sindaco, io ho le associazioni di volontariato che vengo qui e le invito tutte, non possono dire che io escludo qualcuno. Il problema è che loro stessi mi dicono non veniamo chiamati. Vale dalle associazioni sportive, vale alle associazioni di ascolto. Cioè, se tu non fai parte del famoso cerchio magico di cui fa parte l'amministrazione, non riesci a sedersi a quei tavoli, non riesci a partecipare, anche magari se sei una piccola associazione ma con una storia alle spalle. Delle volte vale più il piccolo numero che il grande numero, a mio avviso, su certe. Però non vengono. Come mai, Sindaco, secondo lei, visto l'emergenza anche del controllo che dobbiamo avere con questi ragazzini che hanno il nemico dietro l'angolo? Ci sono delle questioni che riguardano soprattutto la professionalità e la sicurezza di chi opera in questi campi. E tutte le persone che vengono impegnate dovrebbero avere una copertura come minimo assicurativa. E questo è uno dei grossi problemi dell'impiego diciamo, delle associazioni. Noi che facciamo molto spesso manifestazioni ad Asolo ci siamo un po' attrezzati, per capirci, impiegando a seconda del tipo e dei luoghi della manifestazione queste associazioni, sia dalla protezione civile sui casi più importanti, sia la polizia locale, che hanno dei compiti specifici di controllo, ma per quanto riguarda le cose più semplici, la gestione, non so, dei parcheggi o la gestione dei pedoni o altre piccole, ci avvaliamo molto delle associazioni, per esempio degli alpini. Ne abbiamo 4 gruppi, ne abbiamo una settantina di associazioni ad Asolo, per dire, sono una valanga dai più grandi ai più piccoli. Tant'è vero che stiamo investendo molto nelle associazioni, perché stiamo facendo, da una vecchia scuola l'abbiamo rimessa a nuovo praticamente, sia da un punto di vista di efficientamento energetico che della sicurezza. L'abbiamo messa a nuovo e la chiameremo Casa delle Associazioni. Questa scuola, daremo una stanza, 2 stanze a seconda dei numeri dei componenti, viene fatta proprio per le associazioni, in modo da coinvolgere le associazioni, tutte possibilmente, nella gestione del territorio e della vita della città. Abbiamo quindi investito per avere un ritorno ed è un fatto importante, perché altrimenti non ce la faremo a gestire tutte le manifestazioni che abbiamo. Anche perché vorrei anche capire
l'importanza di quello che stiamo dicendo, e io non l'avevo sentito che c'era, ragazzi, non me ne levate, mi scusate, ma stavo dicendo una cosa. Volevo capire quello che lei ha detto, dobbiamo assicurarci. È vero che dobbiamo assicurarci, però è anche vero che le associazioni sono assicurate. Ecco, le associazioni sono iscritte a RUNTS, hanno l'assicurazione, hanno veramente delle situazioni che possono partecipare a questa cosa, sindaco. Perché io penso anche arrivare, diciamo Asolo, perché adesso abbiamo il sindaco che è lei di Asolo, e trovare l'accoglienza già al parcheggio dove arrivi, dove ci sono questi ragazzi che ti salutano, visto che si annoia, cominciamo a farli lavorare sempre, non fare fatica una volta 2 mesi all'anno, fare fatica da gennaio a dicembre, che ti accolgono, buongiorno, le serve qualche informazione, ha bisogno di qualcosa. Intanto iniziamo a farli parlare e intanto iniziamo a fare l'educazione, il rispetto della persona che arriva, indipendentemente che sia lunedì, venerdì, sabato, domenica e che ci sia la manifestazione. L'accoglienza tutti i giorni, che vuol dire anche educazione e rispetto, questo intendo io, ma non si fa, sindaco, pochissimo, e questi ragazzi sopra le righe cominciano a diventare un po' troppi e la risposta è: mi annoiavo, non sapevo cosa fare. Oppure anche adesso c'è il problema del disagio mentale, queste persone che girano e non sai chi sono, perché come spiegavo ieri sono bombe a orologeria, non sai quando scoppiano perché non si vede il disagio, cioè mentre diversamente agile lo noti, nel disagio mentale non lo noti. È più complicato. È una bomba, tu non sai quando il disagio scoppierà. Perciò avere anche queste sentinelle nel territorio che vedono che la persona ha qualche perché si nota dallo sguardo, vedi che... Ecco, sarebbe una bella cosa. Perché non riusciamo a mettere assieme le energie a fare questo? Aspetta, allora abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Conosco bene Asolo. Asolo è un paese meraviglioso. Si può andare a famiglie intere, non c'è pericoli, delle macchine, di niente, e la gente è cordiale. Pensa che Asolo non c'è solo che la storia. Mi faceva la seta, non so se la faccio ancora, la seta con il telaio del 500, lavorava la seta, va bene? Io conosco, andavo mai ai Cipriani, e a parte che c'è tutto un gran livello, i ristoranti non ti spendi neanche tanto, ti spendi giusto, i fiori sta bene, c'è belle robe da vedere. Cosa ne mi spiega? I giovani, non c'è i giovani che passano per porcarie che fa in giro. È un paese tranquillo. Adesso ti dico un'altra roba, Mirella. Si va a parlare del Veneto, che i fiori non vuoi più parlare in veneziano o in Veneto. Ho 83 anni, ho girato per tutto. Dove che vado parlo in veneziano. Se è comodo è di così, se no mi fa le manco. È la parola più importante al mondo, più dita da tutto il mondo. Sa quella che è? Ciao. Ciao, che vuol dire ciao mio in veneziano. È la parola che tu su tutta la bocca del mondo. E ora non avremo da vergognarci da parlare in Veneto. E il Veneto non c'è un dialetto, è una lingua intanto, che era più, e che era serenissima, che era più potente stato che era solo la terra. Dopo come gli altri è decaduta, ma che mo sta atrás dappertutto. Mirella, siamo veneti e dovremmo essere orgogliosi, mica donevoli, che va a scuola parli in italiano. Qui in casa, no, col nonno c'è di parli in veneziano, ascolto, va bene, se no, non sta neanche a venire, gli ride, però, ma perché avremmo da vergognarsi? Ma è che siamo un popolo che ha fatto tanto anche per gli altri, perché qua in Italia, e specialmente nel Veneto, i più grandi ingegneri, i pittori, tutti i più grandi artisti, venivano qua, perché qua che c'è rischei, e gli artisti va dove che c'è la grana, mi va dove che non c'è niente. Nel 1300, 1400, a Firenze che era 200, e cosa c'era? Che fa Ibria, a Venezia ne era 500. Cosa vuol dire? Che i divulgare tutto qua, perché i più grandi artisti venivano qua,
avremo il Canova, che è uno degli artisti più ricchi dell'epoca, ed era il più ricco che era in circolazione, che alla fine Mirella. Non c'erano un paese di Scalfarotti. Va bene, ti saluto e prima di andare via voglio salutare a Manuela, che è brava Manuela, ti ha visto che accoglienza che ti ha avuto da Mirella? Ecco, e allora noi altri della Veneta che vedremo a Mirella, adesso che deve andare a pagare le tasse, il 5% ne va a casa 5 per nostra me. amica Mirella. Padea, qui sei, vediamo cosa che fa. Caro. E aiuta tanta gente, ma non con la bocca, con i fatti, e anche buone che ne fa vedere poco. E ora ricordate che a Mirella fa solo del bene, non ne resta niente, ne resta solo il cuore e il piacere di fare quello che fa. Ciao Mirella. E Grazie caro Rinaldo, grazie. Sì, io dico sempre, sindaco, che sono il motore, ma la benzina sono loro, certo. Perché posso avere anche il miglior motore, la miglior Ferrari del mondo, ma se non ho la benzina da mettere dentro, e loro, questa grande famiglia è la mia benzina. Allora andiamo a vedere anche cos'è successo a Castelfranco, perché volevo chiedere al sindaco una cosa con queste discariche abusive che sono state trovate. Ovviamente a noi dispiace quando in queste situazioni sono coinvolti dei minori, siamo sempre molto attenti in questo senso, e anzi ho dato già indicazioni di essere sempre di più attenti a queste situazioni. Devo dire che i servizi sociali si sono presi in carico la famiglia e li seguiamo, li seguiremo, e adesso sono in un luogo sicuro. Allora, sono state trovate queste discariche, non so se lei ha visto, sì, ho visto ma con delle cose all'interno che fanno molto riflettere. Ma dovevamo arrivare a questo punto per accorgerci che c'erano queste discariche, sindaco, che c'erano questi bambini all'interno che vivevano un disagio, anche se loro magari non si rendevano conto, anche psicologico, ma soprattutto anche sanitario, dico io. Ecco, come mai? Allora vengono dalla Mirella e anche a fare i controlli se sono a posto. E dove ci sono queste cose, dopo anni, perché non penso che sia da ieri, ecco, nessuno si era accorto di queste discariche. Non le sembra una cosa un po' strana? Ma qualcosa scappa sempre, qualcosa si nasconde sempre, come in tutte le cose. Bisogna avere un cambio proprio di mentalità, di cultura. E quando ci sono i problemi non bisogna girare la testa dall'altra parte, ma cercarli di porli in evidenza e risolverli. Alcuni casi che ci sono e che ci sono stati in maniera più grave anche nel passato potrebbero anche ripetersi, ma proprio bisogna veramente tutti quanti fare in modo che vengano portati alla luce, denunciati e risolti. Non è che non mi meraviglio che ci sia ancora qualcosa in giro nel nostro territorio che viene nascosto un po'. Nei capannoni ne abbiamo trovato uno l'altro giorno, tonnellate di tonnellate di materiale Sì, fa parte veramente di un cambio culturale che col tempo sta migliorando sicuramente, perché adesso insomma discariche in giro per i campi, per i boschi ce ne sono meno rispetto a 20 anni fa, ed è vero, e anche grazie al lavoro puntuale della raccolta, ma c'è ancora dei passi da andare avanti e da fare. Direi che a livello nazionale nel nostro territorio dovremmo essere tra i comuni o la regione tra le più virtuose per la raccolta dei rifiuti, per la gestione dei rifiuti. Treviso è uno dei primi posti per la raccolta differenziata. Sì. Quindi vediamo, c'è ancora molto da fare, ma vediamo anche il lato positivo. Sì, però è anche vero, sindaco, che c'è un cambiamento culturale, perché questa è anche cultura, perché siamo passati dalla cultura, diciamo, di un certo livello alla cultura per parlare appunto di discariche e di raccolta differenziata. E io noto veramente, ma mi fa anche male dire sta roba, che quelli che sono più attenti alla raccolta differenziata sono i bambini, i ragazzi. Non è vero che tutti i ragazzi si comportano male. Quello che noto invece che butta il sacchetto delle immondizie dal finestrino sono persone anche di un certo livello,
che lavorano anche su uffici pubblici. È stato, a pochi anni fa è stata presa un'imprenditrice anche vicino a Asolo che gettava, perché questa è la verità. Cos'è che manca secondo lei nel nostro paese? Questa cultura che ha il rispetto anche non solo della natura ma del prossimo, perché tu vai a creare dei problemi a tutta la comunità che poi paga, che poi non si riesce a capire perché abbiamo una raccolta che veramente funziona bene, che poi oltretutto la pagano perché e poi buttano, vedete anche al mattino io quando vado al banco alimentare, quando veramente mi capita di passare molto presto, vedo i sacchetti del mattino, ce ne sono buttati dal finestrino. Queste sono persone che vanno a lavorare perché alla sera non c'erano. E al mattino te le ritrovi. Allora cosa si dovrebbe fare per far capire che non solo i giovani devono fare un cambiamento culturale ma anche i diversamente giovani? Quella è maleducazione a tutti gli effetti, quindi bisogna veramente battere il chiodo finché è caldo, nel senso che va bene educare nelle scuole, ma si sta facendo e i giovani rispondono anche molto bene. Manca ancora una parte di quello che si chiama veramente cultura sociale, anche e soprattutto dalle persone più anziane, che loro pensano di essere i padroni della terra o del mondo e quello che riguarda gli altri non si interessano e prendono il sacchetto e lo buttano via. Ce ne sono, fortunatamente non sono tanti, ma bisogna avere il coraggio di beccarli, di prenderli e dare un esempio. Adesso ci sono anche fortunatamente dei mezzi che possono essere installati, delle fototrappole che vedono chi è e perseguirli, dargli una bella calmata quando serve. Sì, e bisogna toccarli nel portafoglio. Ovvio. Bisogna toccarli, ma in maniera molto forte, così poi se lo ricordano. Maurizio da Conselve, ciao Maurizio caro. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Allora, professore, purtroppo... È un sindaco, è un sindaco. Non sono professore. Signor sindaco, mi scusi, chiedo venia. Allora, purtroppo qua siamo in un contesto che i comuni sanno chi sono le persone che gettano dal finestrino diciamo i sacchi, la borsa, eccetera, ma non li vanno a attaccare. Vanno a attaccare, e qui mi lego a quello che ha detto la Mirella prima, vanno a attaccare i più deboli, vanno a attaccare la Mirella che ha un centro di solidarietà. Allora, io dico una cosa, 2 pesi e 2 misure diverse, ok? Siamo nel 2026, non so se mi rendo conto, dove le cose dovrebbero funzionare dappertutto, ma invece purtroppo qua si tende a perdonare sempre il furbetto che le persone, quelle che sono le persone corrette, ok? Ecco, questo è il senso del discorso. Poi dico una cosa, quelli che hanno gettato là, adesso non so, sono minori, adesso non lo so chi siano, dovrebbero pagare le famiglie, se sono i minori, il comune dovrebbe attaccare, tra virgolette, la famiglia del minore appunto per pagare il danno che loro hanno commesso, ok? Se siamo onesti, se c'è ancora un po' di onestà in questo mondo, sindaco, dovrebbe essere così. Il comune dovrebbe andare dai minori che sono stati visti dalle telecamere e pagare di sana pianta quello che a loro, che i figli hanno fatto, no, senza ma e senza se. Ok? Adesso attendo vostre risposte e vi auguro un buon fine settimana a tutti. Grazie anche a te Maurizio, prego sindaco. Sì, grazie. Sì, non vorrei passarsi il messaggio che gli inquinamenti sono fatti dai giovani, perché non è così. L'inquinamento è fatto dal maleducato, sia giovane che anziano è sempre maleducato. L'inquinamento non ha una classificazione a ricco o meno ricco, sono proprio maleducati a tutti gli effetti. Quindi come si agisce? Si agisce cercando di
in alcuni casi, guardando all'interno dei sacchi di immondizia, spesso e volentieri si riesce a risalire all'azienda o alla casa. Ne abbiamo beccati diversi e vengono anche denunciati. Che persone erano? Che famiglie erano, sindaco? Un po' di tutto. Un po' di tutto. Cioè da quello degrado a quello... Dall'industriale... Avete capito? Dall'industriale al povero... Avete capito? Quindi c'è di tutto. Sono solo maleducati, socialmente maleducati. Allora, interviene la polizia, fa il controllo del sacco di rifiuto, se non riesce a individuare la casa o chi è stato, interveniamo con delle fototrappole e le mettiamo là, perché dopo uno reitera. Il postino suona sempre due volte, vero sindaco? Prima o dopo si becca. Molto importante. Vedi Maurizio, tu hai detto una cosa però che io devo anche controbattere. Non è vero che si sanno i nomi e i cognomi delle persone che fanno questo. Quando li prendono, ma quando non li prendono non è così semplice anche identificarli. Questo va detto perché è molto difficile anche a volte. Non è che ci siano le fototrappole dappertutto e che tu riesci a identificare. Il problema è, come dice il sindaco, che uno è maleducato, appunto, indipendentemente dal ruolo sociale. È un maleducato di natura, perciò pensa di fare quello che vuole. Quante volte avete visto che magari buttano il pacchetto di sigarette dal finestrino? Non sono mica bambini o ragazzini? O quante volte vedete anche per stare le persone che fumano, nonostante ci siano anche i portacenere che buttano la cicca per terra? Avete sentito cosa vuol dire l'assimionato, la raccolta dei mozziconi di sigarette, quanto importante è, quanto inquinamento produce? Eppure c'è qualcuno che continua a farlo, che se ne frega. Andate anche veramente a passeggiare, guardate per terra cosa trovate, e ci sono anche i portacenere dove puoi, non sempre dappertutto, ma ci sono. Ma tu la cicca la puoi anche tenere un pochino finché non trovi, e siamo così, non c'è niente da fare. Ecco, ci lamentiamo, però votiamo quelli che hanno mandato il malore il Veneto, ma i bravi, cioè, ma i bravi, i educati, e allora teneteveli, e dopo vieni anche a brontolare, dopo Mirella, ma scusa, hai anche la possibilità di cambiare il paese, di dare una svolta, non di credere sempre al falso messia che te l'ha raccontato e tu ci hai creduto. Adesso ci ritroviamo che della quarta potenza mondiale siamo gli ultimi. Siamo gli ultimi, ma vi rendete conto? Avevamo la creatività, io lo dico tutte le mattine, il paese più creativo del mondo, perché ce l'abbiamo nel DNA. Hanno svenduto tutto, l'artigianato, le piccole e medie realtà che avevamo, che funzionavano benissimo. Per far arrivare le multinazionali hanno pagato le tasse l'altro giorno, e non è dell'ultimo governo, del penultimo sta storia. Qui ci mettiamo dentro tutti, o sbaglio? E allora dobbiamo anche noi capire che dobbiamo fare la nostra parte. Cosa dice sindaco? Sicuramente il termine sveglia Veneti serve e bisogna veramente fare Abbiamo le potenzialità, non siamo proprio così messi male. Come Veneto è stato sempre un paese anticamente, sempre anche come popolo originale, sempre un paese sveglio e attivo. Ci siamo un po' forse seduti illudendoci che tutto potesse andare sempre avanti per bene, invece non è così. La crescita di un paese è sempre un fatto programmatorio che stimola non solo le industrie ma anche l'artigianato, stimola l'agricoltura ad avere sempre una ricerca verso il nuovo, verso le soluzioni più facili. È anche vero che non sempre questo si riesce a fare, perché non siamo dipendenti solamente dalla nostra regione, ma abbiamo anche delle concorrenze che sono molto forti per quanto riguarda le energie. Noi siamo carenti sul fatto di produrci energie, quindi abbiamo dei costi più grandi e delle volte rimaniamo un po' presi, invischiati in tutta quella burocrazia che zavorra enormemente l'industria e tutto l'apparato produttivo, e abbiamo anche una carenza strutturale energetica che ci penalizza. Dobbiamo ancora però ragionare con tirarsi sulle maniche e veramente investire bene nel nostro territorio, che abbiamo le potenzialità per uscirne bene. Claudio da Marano Vicentino, ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Oggi è 10 luglio e il 10 luglio di 50 anni fa è successo un fatto grave in un paese chiamato Seveso. Sì. Era una frazione, si chiamava Meda, era una frazione di 20.000 abitanti,
fatta da friulani e veneti più o meno. C'era una ditta che si chiamava Ichemesa, che nacque a Napoli e poi si trasferì lì e produceva per gli svizzeri, che era stata comprata da una società, la Givaudan, e poi è stata rivenduta alla Rock. Produceva un prodotto per i profumi e per i disinfettanti, il triclorofenolo, che è un composto che in Svizzera non si può produrre, e quindi i svizzeri erano venuti a produrlo qua. Successe che fu lasciato in una cisterna i vari composti di triclorofenolo, e dato che era un po' caldo quel 10 luglio, successe che all'epoca le cisterne non avevano la seconda cisterna di emergenza, andò sotto pressione, i composti che facevano il triclorofenolo cominciarono a girare, e quindi vinsero la forza della valvola di sicurezza e finirono nell'aria. Però intanto si era trasformato in diossina, che è un composto che è fra i più velenosi che esiste nel pianeta. Adesso attualmente dove c'era quell'azienda c'è un parco e tutto è sepolto sotto 10 metri praticamente. Quando ci furono i processi, molte cose furono, diciamo così, andate in prescrizione, però praticamente dovettero addirittura demolire determinate case perché è così potente la molecola di questo agente chimico che non è possibile lavarla via, insomma. Quindi ecco, questo è successo a Seveso. Allora bisogna anche stare attenti a come si producono le cose. Il primo responsabile è sempre l'imprenditore che produce. Buona giornata signori. Grazie caro Claudio, prego sindaco. Sì, lei è anche un enologo poi sì, oltretutto. No, il signore ha messo in evidenza un grosso problema di gestione ambientale, ed è un problema che nel passato è stato sottovalutato, ha creato degli enormi problemi, ma tuttora abbiamo visto con i FAS, l'inquinamento dei FAS, tuttora comincia a preoccupare, comincia la falda si allarga sempre di comincia più. A preoccupare, quindi dobbiamo sempre stare molto attenti, perché uno dei problemi più grossi che avremo sono legati alla carenza idrica, che ce n'è sempre acqua sempre meno nei fiumi e di conseguenza nel nostro territorio, e proprio gli inquinamenti ambientali. Quindi i temi ambientali saranno quelli veramente i più importanti nel futuro. Acqua e acqua. Allora andiamo a vedere resto. proprio questi, visto che abbiamo parlato di PFAS, andiamo a vedere questa novità e poi la commentiamo. Prima la ferita tuttora aperta del dramma sociosanitario e giudiziario Miteni, che coinvolge 350.000 persone tra Vicenza, Verona e Padova. Poi le indagini sui PFBA nei cantieri della Pedemontana, con 2 fascicoli aperti, uno in fase processuale all'udienza preliminare, l'altro ancora a livello di indagini preliminari. Adesso una nuova fonte di inquinamento di PFAS in un pozzo privato nel Bassanese, in particolare a Schiavon, con l'allarme che è scattato anche nei comuni contermini di Marostica, Pianezze, Colceresa e Nove, senza fare allarmismi, ma evidenziando il problema che è palese e preoccupa, perché i campi e gli orti per lo più non sono certo irrigati con acqua pubblica, che è sicura. Perciò la presenza di sostanze perfluoroalchiliche torna a preoccupare un territorio che chiede risposte. Il sindaco di Nove, Luca Rebellato, se ne fa interprete. Gli enti preposti, in particolare ETRA, si stanno muovendo per capire l'origine, da dove risale, e cercare appunto di arrivare a risolvere la questione in maniera puntuale e precisa. Le cause possono essere diverse, da quelle più datate a quelle più recenti. Dobbiamo cercare di chiudere il cerchio, quindi andando a tentativi. Le stesse analisi che potranno fare i privati ci potranno delineare una mappa un po' più chiara, ed arrivare quindi all'obiettivo, che è quello di capire esattamente da dove parte il problema. Proprio per questo
Servono analisi rigorose e trasparenza. I cittadini vogliono sapere da dove proviene l'inquinamento, quali sono i rischi reali e quali interventi saranno adottati. Ripetiamo, più che allarmismi, oggi servono spiegazioni chiare e dati verificabili da parte delle autorità competenti. Perché non sta a me dirlo, però i dati sono questi: Media Nord-Est, con i nostri telegiornali, con le nostre inchieste, anche con Sveglia Veneti. Penso di essere stata una delle prime a dare voce alle mamme no PFAS, andare a fare i servizi quando loro facevano queste manifestazioni, specialmente a Venezia, e loro lo hanno detto. Ecco, mi hanno sempre dimostrato la gratitudine per aver sempre cercato di portare a galla questo problema, anche quando qualcuno cercava di metterlo da parte e di non farlo sentire. Invece io capivo che questi genitori erano molto preoccupati per questi valori nei sangue dei loro figli e hanno cercato in tutte le maniere, stanno cercando in tutte le maniere di far capire l'importanza di queste proteste, perché è un bene collettivo, il bene della comunità. Salute. Non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Pensate cosa hanno fatto questi genitori che si sono rimboccati le maniche, questi medici per l'ambiente che non riescono neppure di avere i contributi regionali per andare avanti con gli esami. Adesso vediamo se cambia qualcosa, visto che è cambiata nuova regione, vedremo se riusciranno ad avere dei contributi che poi non chiedevano. Mi sembra all'epoca fossero 200.000 euro, cioè una roba proprio che a livello regionale mi sembra. Ecco, queste analisi che non possono ancora essere fatte, tu non puoi controllarti il sangue se non sei esclusivamente sulla zona rossa, sei per vedere se hai questi PFAS nel sangue. Capite che non può funzionare così, non può funzionare così. Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella. Ciao Livio. Buongiorno al sindaco. Buongiorno. Se senta sindaco, volevo chiederle, lei non crede che se il Veneto riuscisse a trattenere molte più risorse in denaro, in soldi, insomma, tutti i comuni avrebbero un beneficio, avrebbero più soldi a disposizione? Ecco, grazie, mi diffonda. Certo, Livio ti risponderà però subito dopo la pubblicità. Stai là Livio che poi il sindaco Dalla Rosa ti risponde. Livio sull'autonomia. Sì. Alla risposta alla domanda che mi ha fatto così secca dovrei dire sì, perché se ci restano più soldi in tasca è facile gestirli ed è più chiaro che potrebbero essere divisi per i comuni, però a un livello più ampio non sono di questo avviso. Io sono perché abbiamo un'Italia unica e deve essere gestita in maniera diversa da come viene gestita a pezzettini. È difficile, è complicato, ma io non sono proprio così un grande fautore dell'autonomia regionale. E c'è un motivo perché lei non è così un fautore dell'autonomia regionale, anche se all'apparenza uno viene spontaneo di dire sì. Certo. Io sono dell'idea, e l'ho detto più di qualche volta, che io toglierei l'autonomia anche a quelle regioni che ce l'hanno, perché siamo nel 2026 e non può essere che 3 regioni, 4 abbiano questo privilegio rispetto a altre regioni che non ce l'hanno. La guerra è finita, non so se ne arriverà un'altra, non si sa, ma al momento non vedo perché ci sia questo privilegio da parte di certe regioni che veramente intascano tanti soldi. Ecco, sindaco, lei cosa sono dice? Completamente d'accordo, la disparità di trattamento non ha più senso. Quindi io sarei per togliere le varie autonomie a tutte le regioni e metterli tutti sullo stesso piano. Allora, detto questo, andiamo a vedere le immagini di Asolo e vi spiego perché adesso facciamo vedere queste immagini, perché ad Asolo, ne accennavo anche ieri, dove ho fatto proprio l'altro giorno una passeggiata con il sindaco Dalla Rosa, perché il sindaco ha messo a disposizione il centro storico, ma in particolare il castello della Regina Cornaro, per mettere a disposizione questo bellissimo e incredibile spazio
storico, Sì, le mura del castello. le mura del castello, per la mostra Io ci sono. Voi sapete che Mirella non molla solo per rispetto che ho di queste famiglie, di questi ragazzi che io ospito, perché dobbiamo fare un cambiamento culturale, tanto è vero che io assieme alle famiglie, perché la mostra è nata qua dove è seduto lei, sindaco, assieme quel mattino avevo il fotografo Colussi e un genitore, Marcello, appunto, che parlavano di questo, ed è nata l'idea a Mirella di dire ma perché parlare solo, dobbiamo agire e fare questa mostra. Adesso andiamo a vedere anche a Treviso l'inizio di questa operazione bellissima di cultura che è la mostra Io ci sono alla Loggia del 300. Io ci sono, inaugurata sotto la Loggia dei Cavalieri, è uno sguardo reciproco dove scompaiono le differenze tra osservatore ed osservato. Qui si condividono le stesse esperienze, gli stessi desideri, la stessa voglia di vivere. Le persone quando ci vedono, quando ci incontrano, non ci salutano e non ci guardano, ma associano sempre una parola: disabilità. Quindi loro si allontanano perché hanno paura. Questa solitudine ci distrugge noi, distrugge le nostre famiglie, distrugge un giovane che invece vuole uscire e vuole essere come gli altri. Le foto di Enrico Colussi restituiscono nomi e volti senza altre etichette che non l'emozione, come quella che gli ha regalato Sebastiano. Mi sono avvicinato con la macchina fotografica, l'ho guardato, era un po' agitato, dopo pian piano, prima era timoroso, dopo mi ha fatto un sorriso e quel momento è stata come... Cioè, mi ha commosso letteralmente, cioè, mentre scattavo le fotografie mi sono commosso. La mamma di Ryan ha dovuto fare un appello sui social per avere degli amichetti al compleanno del bimbo, nessuno ci voleva andare. Sono arrivate un centinaio di famiglie, io non me l'aspettavo, sono diventata virale nel giro di poche ore e Padova ha risposto col cuore. Questi bambini non sono la diagnosi che gli è stata cucita addosso, hanno delle difficoltà, sì, assolutamente sì, ma loro non sono le loro difficoltà. Fulvio Marò. Allora abbiamo visto questa mostra, poi sentiremo anche la telefonata, però prima volevo sapere, Sindaco, perché ha deciso anche lei di far capire l'importanza di mettere a disposizione questa meraviglia di cultura che è il Castello Regina Cornaro e soprattutto partecipare con questa mostra itinerante Io ci sono. Allora, lo scopo sociale è evidente che è importante, però quello che mi ha colpito sono state due foto che mi ha fatto vedere ieri. E mi sono un po' fermato a guardare gli occhi di queste persone. E mi sono anche domandato che chi di queste persone, tra io che guardo e lui che è così, è più in difficoltà? Sono io, non è tanto lui. Sono io che devo cambiare, sono io che devo avere un altro modo di vedere, perché siamo investiti da dei falsi modelli nella nostra società. Tutto pulito, tutto il bello, tutto il ricco, soprattutto il perfetto. Ma non è così. La bellezza è qualcosa di diverso, basta guardare la natura. È così diversa, è così bella nella diversità. I frutti più brutti sono i più buoni. Ecco, dobbiamo veramente fare un cambio culturale, bisogna smetterla con queste false idolatrie assurde e guardare un po' più nella nostra profondità, nel nostro animo, nella nostra umanità. Sebastiano da Abano, ciao caro Sebastiano. Buongiorno signor Mirella, buongiorno. Lei è il suo caro ospite. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io ho visto il telegiornale, in poche parole c'è stata una ragazza che è stata picchiata da un extracomunitario, ma per l'amor di Dio io non sono uno che dice gli extracomunitari sono tutti uguali, no, perché ci sono i buoni e i cattivi tutti, di tutte le razze e di tutte le città. Quindi non posso dire se no io sarei un mafioso perché in Sicilia c'è la mafia, no, non sono un mafioso, quindi quello non incide se uno è extracomunitario. Però io sono del parere che adesso ormai con tutto quello che succede, abbiamo visto mi sembra a Roma, vicino accanto a una caserma dei carabinieri e c'era anche la polizia, due che scippano a due turisti americani in pieno giorno davanti a delle caserme di polizia e di carabinieri che hanno fatto vedere nel telegiornale. Dico, dobbiamo fare un partito, io lo vorrei fare un partito tolleranza zero, cioè chi viene e viene a lavorare ben venga, chi viene a fare
il delinquente. Signori miei, facciamo scendere i militari, è inutile che teniamo i militari dentro le caserme a prendersi il fresco, no? Devono andare fuori in prima linea, naturalmente devono avere pieni poteri sia i militari che alle forze dell'ordine, perché non odio quando i poliziotti vengono insultati, vengono sputati, vengono picchiati, e questi poveri figli di buona madre, cioè buona madre in senso buona veramente, non si possono difendere. Lei lo sa che io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, e queste forze dell'ordine intanto devono essere ben pagate. Non gli puoi dare a un poliziotto semplice 1.600 euro e rischia la vita per niente. Quindi dobbiamo pulire le città, le nostre città devono essere pulite dai delinquenti. Chi viene a lavorare ben venga, ma anche gli italiani devono costruire carcere e buttare in galera, devono andare in galera. È inutile che diciamo no, ma si devono integrare. Ma che integri? A questa gente che ruba e fa di tutto e di più, ma tu vuoi integrare a questa gente? Ma che vadano nel loro paese e si integrano là. Non è per essere razzista. Chi viene a lavorare deve avere i stessi diritti e doveri nostri, ma chi viene a fare il delinquente, ragazzi miei, già ci bastano i nostri italiani che ne abbiamo di delinquenza, di criminalità, perché ogni regione ha il suo, c'è la 'ndrangheta, la Camorra, la Sacra Comunità, abbiamo di tutto e di più, non ci facciamo mancare niente. Vogliamo anche altra manodopera straniera per fare il delinquente? Anche no, ci bastano già i nostri che ne fanno anche a parecchio purtroppo. La ringrazio e mi scusi per lo sfogo. Grazie a te Sebastiano, prego Sindaco. È chiaro che nessuno vuole la manovalanza delinquente nel proprio paese. Noi siamo debitori e importiamo manodopera perché ne abbiamo bisogno. È importante riuscire a controllare e a verificare che i delinquenti siano espulsi se sono delinquenti. Però bisogna mettere quelli che vengono a lavorare in condizioni umane e non in condizioni di essere sfruttati, come abbiamo visto in alcuni casi. Quindi il problema non è proprio chi arriva è un delinquente, bisogna stare molto attenti a non fare un'equivalenza tra immigrato e delinquente, bisogna essere ponderati, dire ci sono delle persone che delinquono, vanno isolate, vanno controllate, vanno rimandate a casa, ma ci sono delle persone che lavorano e quelle che lavorano dobbiamo dargli dignità pari a quelle che lavorano qua in Italia, insomma, che sono italiani. Anche perché i numeri non li abbiamo, le aziende, anche ieri ho ricevuto da un imprenditore con l'esigenza di trovare personale, e allora io ho chiamato chi di dovere per cercare di far arrivare, perché li abbiamo anche quelli che potrebbero lavorare, ma la burocrazia che abbiamo, e i permessi, le autorizzazioni, cioè non ci fanno andare avanti, e questi sono là fermi invece di lavorare. Cioè non è possibile questo, e ha ragione, perché il mondo ha bisogno di lavoro e di lavoratori se vuoi andare avanti, se no rimani fermo. Allora Sindaco, io vorrei chiederle una cosa, siccome io ho due ospiti, uno deve andare via anche presto, però io vorrei presentarli, sono due persone molto vicine a Mirella, uno è Mattia Catapan, presidente Crossabili, non so se lei l'ha mai sentito, di nome sì, non l'ho ma mai lui conosciuto. è un grande, e poi ho anche Moreno Pesce che è un atleta paralimpico, volevo sapere se lei poteva salutarli, aveva piacere di salutarli prima di andare via, perché so che a loro farebbe molto piacere, molto volentieri, perché sono due persone veramente splendide. Allora adesso andiamo in pubblicità. Disabilità, ospiti d'onore della quarta edizione di Crossabili Scioperi Sociale, che torna il 6 settembre a Villarina Cittadella. Anima della giornata e dell'associazione Mattia Catapan, dal 2013 in sedia a rotelle dopo un incidente durante una gara agonistica di moto enduro. Un incidente che non l'ha fermato, anzi, tutta la sua energia si è messa a servizio degli altri grazie all'associazione di cui è fondatore.
Il 6 settembre porte aperte a partire dalle 10. È un evento dove i protagonisti saranno ragazzi con disabilità, ma fondamentalmente apriamo a tutta la comunità per sensibilizzare e integrare. Le cose all'interno sono veramente molteplici, perché l'attività rivolta ai ragazzi sarà la moto, buggy, bici, quad terapia, dove avranno la possibilità, dopo di essere ospiti e vedere lo show, di salire con le moto, offriremo il pranzo, saranno coccolati come a noi piace fare. Una giornata di divertimento con molte novità. E oltre che il freestyle motocross avremo il stunt bike, il bike lifestyle, il cold freestyle, quindi diciamo cerchiamo sempre di alzare l'asticella, in primis per dare un grande spettacolo e poi anche per appunto dare un messaggio dove la disabilità non è un limite ma una risorsa. Protagonisti della giornata anche i giovani con disabilità che operano in alcune cooperative della zona, che distribuiranno porta a porta le locandine dell'evento e saranno parte integrante di una grande sorpresa allo studio per il 7 settembre, data in cui a Cittadella sta prendendo forma un concerto inclusivo. Una giornata patrocinata e sostenuta dal Comune. I fondi raccolti saranno destinati al progetto Crossabili in Tour, gite e vacanze pensate e proposte a giovani con disabilità. E Mattia Catapà è qui con noi, è collegato con noi. Ciao Mattia. Il sindaco della Rosa voleva salutarti perché veramente sei un numero uno, non c'è niente da fare, questa voglia di fare, di vivere, di aiutare la fragilità. Ciao Mattia, cosa ci racconti? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti cari amici di Sveglia Veneti. Vabbè, innanzitutto, prima precisazione, Crossabili Show 2026, 18 e 19 settembre. Cosa ti racconto Mirella? Abbiamo fatto un'evoluzione con Crossabili, qualcosa di veramente straordinario. Stiamo cercando di soddisfare il fabbisogno delle aziende, dove abbiamo capito che c'è importanza di trovare dipendenti, quindi abbiamo intrapreso degli accordi quadri con le strutture scolastiche per poi fare da filo conduttore con le aziende. Siamo stati selezionati da Intesa San Paolo per aiutare i ragazzi che hanno appena subito la lesione midollare, quindi entriamo in unità spinali, mettiamo a disposizione la nostra esperienza, la nostra quotidianità e per cercare di fare in modo di dare autonomia nel minor tempo possibile. Abbiamo grandi progetti dove vogliamo far lavorare le persone con disabilità, quindi creare una sorta di lavoro alternativo fatto su dei ruoli ben precisi, specifici. Il percorso ESG ci sta dando tantissime soddisfazioni, questo per dire che Crossabili è molto di più della moto, del divertimento, perché ad oggi abbiamo iniziato un percorso per aiutare le persone, per dimostrare che la disabilità rimane solo una parola quando si valorizza le capacità delle persone. Senti Mattia, io appunto sto cercando anch'io, come tu sai, di mettere questa goccia nell'oceano con questa mostra itinerante che si chiama Io ci sono. Mi piacerebbe anche che tu fossi testimone con una tua foto, con un tuo sguardo, perché fa capire l'importanza di esserci. Queste persone sono vive, devono vivere la quotidianità come tutti noi, hanno i mezzi, abbiamo i mezzi per farlo. Il problema è che se Mattia Catapà non si rimboccava le maniche, Mirella non si rimboccava le maniche, tante associazioni di volontariato che curano proprio la fragilità, ma soprattutto il diversamente agile, perché si muovono in maniera diversa, ma è come noi, se abbiamo bisogno di far fretta prendiamo la bicicletta o la macchina, loro prendono il motorino. È vero, grazie a Mattia Catapà, prima la sedia a rotelle, adesso prendono il motorino, la macchina, perché la ricerca ha fatto anche passi da gigante, ricerca, scienza e tecnologia. Sindaco, cosa vuole dire? Però prima salutiamo anche Moreno Pesce, atleta paralimpico. Ciao Moreno caro, come stai? Ciao a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, tutto è meglio. Stavo guardando Mattia, che ricordo di averlo incontrato durante le Paralimpiadi e le Olimpiadi a Cortina, con la sua motoretta, come dici tu. Era molto bravo a dipingere i visi delle persone. Anche tu sei molto bravo, siete tutti veramente numeri uno. Allora Sindaco, cosa vuole dire a questi ragazzi che fanno capire io ci sono, io sto vivendo come voi, faccio le cose che fate voi, anzi di più perché ho alzato l'asticella, rischio anche la vita. Io non so, le volte dico Mattia non ti preoccupare, non c'è problema, mi dice no, Mattia stai tranquilla. Sono veramente bravi come persona,
e perché non solo si dedicano agli altri, ma fanno capire la necessità di vivere bene tutti insieme. E di questo ne sono grato. Spero di trovarlo e vederlo ad Asolo, così avrà modo anche di conoscerlo direttamente. Ecco, è già l'invito per la mostra di Asolo, Mattia. Spero che tu riesca a venire con i tuoi ragazzi, naturalmente se sarai libero, ma penso che un po' del tuo tempo va anche verso questi genitori e altri ragazzi che non hanno avuto fino adesso la fortuna di incontrarti, e magari chissà fare anche squadra non fa male. Una cosa però, Mattia, che volevo chiederti, e lo chiedo anche a Moreno Pesce, scusate ma sapete che Mirella dice quello che pensa e quello che sente in giro. Mi sembra che queste Paralimpiadi di Cortina, di Milano Cortina, non abbiano avuto la visibilità. Ti te ridi perché sapevi che ti facevo questa domanda, vero Mattia? La visibilità che hanno avuto le Olimpiadi. Allora io mi domando, con tutto quello che abbiamo detto, con tutto quello che è stato fatto, con tutto quello che anche voi avete cercato di trasmettere, è mai possibile che abbiamo assistito a una cosa del genere? Lo chiedo prima a Moreno. Moreno, cosa dici? Dico che quello che stai dicendo è vero, non posso dire il contrario. È bello, sai, la cosa principale e importante è che ne parliamo. Quindi di conseguenza, se tu lo hai notato, lo stai facendo presente anche agli ascoltatori, stai segnalando una cosa che purtroppo hanno notato in parecchi. Naturalmente non possiamo dire che gli interessi erano equi. Il numero degli atleti era 1/5 di quelli delle Olimpiadi, però il numero era abbastanza elevato, perché ricordo, Mattia magari se sbaglio a dire qualcosa aiutami tu, però ricordo circa 600 atleti paralimpici da tutto il mondo presenti alle Paralimpiadi. Io però, Mirella, sai, non mi soffermerei sul fatto che c'è stato questo problema di comunicazione. Perché comunque l'headquarter è stato spostato da Milano a Cortina, e tutte quante le attività di cui io ti dico sono arrivato alla fine delle Paralimpiadi come volontario, ero esausto perché passavo dal curling, dal paracurling a tutti quanti gli speech e agli eventi che erano connessi attorno al mondo paralimpico in regione, perché passavo dal veneziano al bellunese, a trevisano, a Cortina, in continuazione per 15-20 giorni. Sono arrivato alla fine delle Paralimpiadi, mi sono preso una settimana di ferie perché ho detto caspita, devo tornare un attimo in fase. Comunque è stato bello vedere questo spettacolo. Secondo me abbiamo venduto un prodotto Italia, un prodotto veneto di alta qualità, soprattutto per tutto quello che è stato fatto di contorno dalle persone volontarie, perché ricordiamoci che c'erano 160 atleti, non atleti, volontari paralimpici presenti. Se mi è permesso, visto che ho partecipato alla cerimonia di chiusura, sono stati premiati 6 rappresentanti dei volontari. Ecco, uno scivolone secondo me è stato fatto, perché doveva, credo, essere premiato, non dico il 50%, magari 3 normodotati e 3 paralimpici, ma magari anche simbolicamente un paralimpico volontario doveva essere presente alla cerimonia di chiusura come rappresentante del paralimpico, delle persone disabili che comunque hanno dato il loro contributo, e ti posso assicurare che con le temperature che c'erano in alcuni giorni c'erano delle persone in sedia a rotelle che quindi hanno una limitata sia deambulazione che movimento, che erano lì al freddo e che davano le indicazioni o passavano input a destra e a sinistra per cercare di essere partecipi a questa grande festa sportiva. Quindi non è solo
il Mattia che mi ha buttato via di terra, che era la prima volta che lo vedevo attivo, che girava con la motoretta in giro sulle tribune per pitturare il viso, fare le bandiere. Anch'io mi sono fatto un po' più pagliaccio di quello che sono già, no? Mi è piaciuto un sacco farmi dipingere dal gruppo suo, che animavano e facevano veramente nascere un sorriso a tutti quanti noi, a tutti quanti i normodotati che venivano a vedere le gare. Ci hanno dato una grande mano i ragazzi, studenti, che hanno partecipato in massa, molto più del normale pubblico che veniva a vedere le manifestazioni, e questa cosa è stata una cosa che è stata costruita all'interno delle scuole, e questo è un valore aggiunto che secondo me portiamo a casa per il futuro. Ricordiamoci che noi stiamo ancora seminando un qualcosa che pian pianino stiamo colmando. C'è molto lavoro da fare, non finirò mai di dire che quello che è stato fatto è poco, ma c'è ancora molto da fare. Quindi Mirella, anche te ti ringrazio per la disponibilità che ci dai nel mostrarci, nel parlare, nell'affrontare certe tematiche che possono sembrare scomode, ma alla fine sono all'ordine del giorno. Ti voglio bene Moreno, ti voglio bene, grazie veramente, io non finirò mai di ringraziare voi, io cerco di fare quello che posso fare, dare visibilità e parlare di cose che sono scomode. Ecco, alla Mirella piace tantissimo parlare di cose scomode perché sono la realtà quotidiana che viviamo. Sentiamo Mattia. Mattia, cosa vuoi dire a quello che ha detto Moreno? E ti ringrazio per la botta di vita e di ossigeno che hai dato anche tu con i tuoi crossabili a questi ragazzi e a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Prego Mattia. Allora Mirella, le cose da dire sono molteplici. In primis volevo rispondere alla domanda di prima. Io sono nato a Asolo, Nicola Giomo, che è il mio fianco, è nativo di Asolo, quindi arriveremo ad Asolo, puoi dirlo al sindaco. Cosa numero 2, Paralimpiadi. Possiamo parlare di accessibilità, di sprechi, di poca visibilità, ma per noi è stata una vera opportunità. Il percorso nasce che sono stato contattato io come Mattia Catapà per essere parte attiva delle premiazioni. Io ho detto, senza la mia squadra io non vengo. Siamo andati su in 4, abbiamo fatto 15 giorni a Cortina, abbiamo gestito tutto l'intrattenimento, l'entertainment, e il nostro scopo, il nostro compito era quello di regalare sorrisi, far sentire il Made in Italy e soprattutto il Made in Veneto nel nostro caso. E l'altra cosa che è stata veramente una cosa straordinaria è che eravamo parte fondamentale della cerimonia, perché abbiamo premiato gli atleti paralimpici, abbiamo accompagnato i presidenti, abbiamo accompagnato gli atleti, ed è stata qualcosa, penso, di irripetibile nella vita da fare. Per quanto riguarda tutte le sfaccettature, dalla visibilità all'accessibilità, ti dico solo una cosa: il primo preventivo che ho fatto per dormire in 4 a Cortina per 15 giorni era di 12.000 euro. Come poteva essere sostenibile? E questo per dire che dietro ad ogni bella fotografia c'è veramente tanto lavoro, tanta programmazione, progettazione perché questo si realizzi. Noi continuiamo a portare alto il mondo della disabilità. Ripeto, il focus di questo momento è valorizzare le persone, e la parola disabilità resta solo una parola. Noi penso che con il nostro stile abbiamo fatto veramente innamorare tantissime persone, e è sempre bello essere in azione. L'unica cosa, il messaggio che io voglio cogliere oggi, che anche in questo momento stiamo andando a raccogliere supporto, sponsor, perché per poter continuare ad andare avanti il Dio denaro comanda. Nel nostro caso 18-19 settembre 450 ragazzi già confermati. Semplicemente offrire il pranzo è un costo veramente elevato, lasciando stare tutta la parte di intrattenimenti, musica, permessi, assicurazioni. Quindi l'appello che voglio fare: se volete continuare a vederci in azione, aiutare le persone in maniera concreta, non con le parole, abbiamo bisogno di aiuto. Aiutateci, perché siamo davvero in difficoltà. Vedi Mattia, tu sei bravissimo, però se voi avete un dono di natura, che siete sempre positivi, siete ottimisti, siete positivi, vedete sempre con la parola speranza un futuro migliore. Io invece lo so che
a molti dà fastidio, devo far vedere quello che non funziona, perché abbiamo già quello che funziona. Il problema è che dobbiamo mettere le mani su quello che non funziona, ed è la visibilità, la comunicazione, il supporto economico. Ma come? Ma come? Dopo tutti questi anni, con tutto quello che hai fatto, che fai vedere, ogni volta che io ti invito sei sempre con l'acqua alla gola, perché i numeri crescono, quello che fai diventa sempre più grande, le persone che si avvicinano a te perché hanno scoperto che la vita è un'altra cosa, si può vivere in sedia a rotelle, si può vivere con le stampelle, si può vivere in tanti modi, grazie a Mattia Catapan che ha dato questa botta di vita, che non lo ferma nessuno, e questi ragazzi ci credono ma aumentano. Allora sì, i numeri aumentano, però io devo dare anche la possibilità. È la questione che ho detto al sindaco, sì la mostra, ma sindaco, fai di supporto a questa associazione, perché è così, come dici tu, se non hai il supporto economico, certo, cosa fai? Dove vai? Perché tutti parlano, poi vediamo centinaia e centinaia di milioni buttati chissà dove, su progetti che non interessano a nessuno, che non risolvono il problema di nessuno, ma quelli vanno bene, perché fai parte di un certo giro e perciò là io metto i soldi. No, non può funzionare così. Mattia Catapan fa questo. Cosa serve Mattia Catapan? Per far capire che la vita è una sola, vale la pena di viverla, anche se hai avuto un incidente, anche se hai dei problemi. Niente da fare, perché si guarda da un'altra parte. Sindaco, cosa vuole dire lei? Lei che invece ha capito l'importanza anche economica, perché il supporto ci vuole. E sì, ecco, io veramente ti do, ecco, per mettere le locandine. Bisogna dare il patrocinio, ma cosa me ne fomi del patrocinio? Cioè, il patrocinio di cosa? Serve possono poco. Anche tenerselo il patrocinio. La mostra noi ce l'abbiamo, abbiamo chiesto il patrocinio, non vi dico per avere il patrocinio, poveretta, la nostra Raffaella Bugioli in regione non l'ha mica ottenuto perché i portali si erano bloccati, lei doveva essere richiamata, non è stata più richiamata, ma si va avanti lo stesso. Qual è il problema? Ma quale patrocinio? Il problema è economico, qui un problema è economico, sindaco. No, è vero, il problema economico che va affrontato nelle alte sfere. Ah, sì. E bisogna impegnarsi però, perché non è sufficiente dirlo nelle occasioni. È un problema reale, alcuni fondi dovrebbero obbligatoriamente essere dirottati là, e rinunciare a certi progetti che sono faraonici, che servono solo per mettere in evidenza la singola persona, per far vedere che si sta facendo qualcosa, ma i problemi reali rimangono nei cassetti. Quindi ci sarebbe da dire una bella fetta dell'importo dei soldi che sono destinati a quota sociale del NELUS dovrebbero essere impiegati anche per queste attività. Vede sindaco, e lo dico anche ai miei ragazzi collegati, dico miei perché come fossero i miei figli ormai. Il problema è che i fondi del PNRR erano stati proprio destinati dall'Europa al terzo settore. No, perché qualcuno non lo dice mai, è la Mirella che lo dice. Erano stati destinati al terzo settore. Una bella fetta. Il terzo, una bella fetta, ma una gran bella fetta. Il terzo settore vuol dire a no 360 gradi, a 900 gradi, dove tu presenti dei progetti validi, e li abbiamo, c'erano, per arrivare ad avere questi fondi. Cosa hanno fatto? Li hanno dirottati. 1000 rivoli. I 1000 rivoli che alla fine non so cosa, colate di cemento, vuote, sono là che si tolgono i capelli dalla testa perché non sanno come riempirle. Allora, Mattia, cosa vuoi dire? Tu che veramente hai capito dove voglio arrivare, perché sì, tutto bello, tutto bravo, tutto buono, ma io non posso sentirti ogni volta con l'acqua alla gola, veramente con tutto quello che hai detto e hai fatto, e anche con la nuova tecnologia, perché abbiamo una tecnologia avanzatissima che permette a questi ragazzi di fare quello che facciamo noi, così chiamati normodotati, tutti i giorni. Aspetta che c'è una telefonata, chi è in linea? Sono Loredana da Chiesa. Ciao Loredana. Sì, volevo dire due cose, proprio perché qua si parla sempre dei soldi, tutti questi marani che sempre per le strade, per le città, robe. Allora, io ho sentito già un paio di giorni fa che adesso devono dare
come si chiama, ai giudici 1 miliardo passa di soldi. Ecco, è necessario dare quei soldi ai giudici? 1 miliardo passa di soldi quando che l'Italia si è messa un pochettino alla mente? No, vorrei sapere. Secondo, quando che parlano di, come si dice, che non bisogna dire al governo perché come mi manda la roba perché le città che se massa, se coppe, ecco, come si dice signora? Perché vorrei sapere, adesso io parlo proprio perché vedo sempre per la televisione anche Milano, anche le altre città, però Milano è proprio, ecco. Con tutti quei ragazzosi di giorno, di notte che fanno casino, non si vede mai un vigile, non si vede mai un carabiniere, non si vede mai nessuno. Ma quel sindaco là cosa deve fare? Dopo deve dare la colpa al governo. Mi dica, ma per cosa è chiamato il sindaco? Il sindaco è chiamato per dividere la città. Perché anche io non ho votato questo governo qua, perché è tanti anni che non vado a votare. Ecco. Però voglio dire una cosa, il governo questo ha mandato, come si chiama, tanti carabinieri, polizia, che sono arrivati a 3.000 e rotti a Milano. E dove sono? Allora che si ritirano invece di andare a fare l'opera con la sua sposa, la sua donna, chi vuoi, invece di andare all'opera vestiti qua su, perché? E dopo voglio dire un'altra roba, Bonelli col suo amico, che è sempre insieme con la style, come si chiama, ecco, e il suo amico, sa quanti soldi che prende al mese tra aereo e sua moglie? 30.000 euro al mese prendono. Ed è permesso così, è permesso questo lavoro così qua, senza mettere dopo la carta, le penne, i telefonini, il tablet, tutto quello che viene, le macchine, la scorta o non scorta, ecco, non è permesso così, non è permesso, andremo sempre male per questo lavoro così qua, e che mi stai a dire che perché i schede che lavori, no, non è giusto, perché se mio marito è morto, mi mancava via il 50% della pensione di mio marito che ha lavorato, ma lei lavorava, non sta sentarsi il poltrone, ecco, però noi quando andiamo in pensione, mica cade via niente. No, i gare versibilità piena, Euri. Grazie Loredana, ti voglio bene, un grande abbraccio a Loredana, bisogna ascoltare anche il popolo, però il popolo che vota, Loredana va a votare, non sta a lamentarsi, bisogna ti vai anche a votare, però Loredana, perché sennò come fermo. Mattia, prego Mattia. Io Mirella ti amo perché alla fine col discorso di prima hai toccato proprio il punto di dove siamo arrivati in questo momento con Crossabili. Noi abbiamo possibilità di crescere, abbiamo intrapreso dei tavoli di discussione, stiamo veramente facendo qualcosa di unico con la realtà. Non sono da solo perché qui c'è Nicola, abbiamo una squadra che lavora dietro. Ma il problema è che siamo soli, siamo abbandonati. In questo momento, come dicevo prima, stiamo andando alle aziende, anche le aziende hanno lo stesso problema. Parliamo di questi fondi che arrivano, questi bandi. Noi abbiamo provato a partecipare e i progetti che realizziamo con l'esperienza che abbiamo sono veramente unici nel suo genere. Il problema è che per entrare in determinati contesti e settori è estremamente complesso. Ad esempio Nicola ha fatto un corso all'Università Fenice di Padova proprio sulla stesura dei bandi tramite l'intelligenza artificiale, quindi per dire siamo sul pezzo, ci proviamo, ma è impossibile. Questo per concludere nel dire noi siamo arrivati che non abbiamo più tempo perché stiamo veramente dedicando tutta la vita, tutte le ore che abbiamo bisogno di aiuto, da soli non possiamo farcela, abbiamo una richiesta che è sempre più alta, ci sono 3-4 lesioni midolari al giorno per quanto riguarda la paraplegia e tetraplegia, stiamo scovando talenti con disabilità che possono esprimere, essere parte di un cambiamento, ma abbiamo bisogno di aiuto, che non è è unire le forze tra di noi perché ognuno di noi può essere parte del cambiamento. Quindi, Mattia, chi è che la persona vicino a te che vogliamo salutare, che guarda con tanto interesse e penso che anche lui, ciao carissimo, ecco, vuoi dire qualcosa? Dimmi qualcosa di quello che hai sentito, prego.
Beh, devo dire che sicuramente per quello che è il 2026 in generale la situazione per tutti non è assolutamente facile. Situazioni come la nostra dove veramente, cioè da inizio anno, mi sembra sia passato un anno per tutte le attività e le esperienze e i sorrisi che abbiamo regalato in giro per l'Italia e mi rendo conto che sto dedicando la mia vita a questo ed è una cosa di cui non farei mai più senza, assolutamente, perché nel momento in cui aiuti gli altri e dai la tua esperienza per far star meglio a qualcun altro è proprio come una droga, ne diventi dipendente, però è sempre più difficile far capire a chi ci sta attorno che per fare ciò dobbiamo unire appunto le forze per poter portare in giro il messaggio e per vivere questa vita piena. Come ti chiami? Nicola Giorgio. Sai cosa dice la Mirella tutti i giorni agli industriali? Qualche yacht in meno, qualche palazzo in meno, qualche villa in meno, ne ha talmente tanti e sempre sarà, yacht cambia a 4, a 5 piani e forse un aiuto alla comunità che veramente dà sostegno, favorisce il cambiamento delle persone che non sono più numeri ma sono persone, forse dovrebbero pensarci un pochino. Ecco, il grande sponsor, il grande nome, ma ho capito, ma il grande nome è partito dal niente, dopo è diventato un grande nome. Perciò bisogna investire sul niente o sul poco per arrivare a qualcosa di importante. Sentiamo anche Moreno Pesce, poi sentiamo il sindaco che lo trattengo, ma è troppo importante stamattina quello che stiamo dicendo. Moreno, cosa vuoi dire? Come sparare sulla Croce Rossa, hai capito Mirella? Purtroppo la situazione è soprattutto legata all'evento mediatico che si è sviluppato, la corsa all'evento mediatico anche per arrivare alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi ha limato, se non azzerato, molto i partner commerciali. Anch'io stesso ho avuto dei tagli molto importanti e di conseguenza purtroppo come per Mattia anche per me se manca l'IN difficilmente si riesce poi a produrre qualcosa di interessante o che possa aiutare lo sviluppo di attività per quanto riguarda il mondo paralimpico, soprattutto perché la mia attività legata alla montagna non è sicuramente un'attività semplice e non è facile trovare delle persone che sono autonome al 100% ad andare a fare certe tipologie di attività. E le guide che molto spesso appoggiano i miei progetti vengono in forma gratuita, ma quando non vengono in forma gratuita bisogna trovare dei compensi. Muovere una guida ricordo che ha un costo non da poco, come lo sanno tutte le persone che vanno a fare delle ferrate, solo che la nostra criticità, ferrate o attività alpinistica, solo che la nostra attività è un'attività che richiede un impegno elevato, sia in termini di tempo, perché siamo più lenti delle persone normali, che in termini di attenzione. Poi facciamo vedere anche il video, Moreno, perché è molto importante. Ecco, vediamo quale ci mettono la regia per far capire anche quello che sta dicendo Moreno, che è un grande anche Moreno. Andiamo a vedere, così poi il sindaco commenta.
Allora, Sindaco, sapete ragazzi che avete commosso il Sindaco Dalla Rosa? No, sì, sapete che lo avete commosso? Prego, Sindaco. No, ho visto delle persone che hanno una forza fisica incredibile, ma soprattutto una forza mentale straordinaria. E sono persone che danno e fanno del bene alla società. Noi dobbiamo averli ad esempio. Averli ad esempio però non significa solo nei momenti delle Olimpiadi, esatto, che sono momenti sotto i riflettori, ma averli come esempio per tutto il resto dell'anno e per tutto il resto della vita. E spesso e volentieri noi ci accorgiamo solamente in determinate occasioni e non fa bene. Mi sarebbe piaciuto, che io non ne capisco molto di Olimpiadi, mi sarebbe piaciuto che la cerimonia fosse stata unica, sì, non divisa. Non divisa. Certo. Quello sarebbe stato un mio desiderio, un mio piacere. Per quanto riguarda l'attività che stanno facendo, non c'è nient'altro che da dire che sono veramente bravi. Sì. Bravi. Basta. Mattia, ascolta Mattia, adesso veramente è un momento, come hai detto tu, però basta lottare e vedrai che prima o poi, come tutti gli anni, ce la farai, ce l'hai sempre fatta, vedrai che qualcuno risponderà. Tu sai che questa trasmissione è molto vista, bisogna però avere il coraggio di dire dammi Skei, non sta a dirmi sempre bravo e a medaglia, sì ma va bene anche a medaglia, ma ascolta, anche a Skei, infatti i riconoscimenti anche al presidente Mattarella, ho detto sì grande Mattarella, però presidente dai anche a Skei però, perché veramente sarebbe anche utile che gran medaglie, siamo bravi con le medaglie, con le etichette, ma un riconoscimento economico non sarebbe veramente male, però dovete avere il coraggio di dirlo. Vedi Mattia, tu quando incontri queste persone che ti dicono bravo, ma che bravo, e che sai che sono persone importanti, devi avere il coraggio di chiedere. Devi chiederlo nel momento che ce l'hai davanti, anzi devi dire ti sembra che sono il tipo che non ha il coraggio di chiedere? Lo so Mattia, ma sapete che te le domandi in maniera sbagliata, perché se non arriva in Skei bisogna, tu hai ma perché gli vuoi sempre di più, Mirella? Mattia, non è che non arrivano. Numeri importanti, hai delle conoscenze che io so importanti, molto importanti. Tu hai detto i bandi, non è vero Mattia che sono così difficili, sono difficili per chi li vuole far diventare difficili. Noi abbiamo i nostri onorevoli in Europa, li paghiamo profumatamente per fare gli interessi del nostro paese, sono là per quello e per fare quello che noi non siamo in grado di fare. Perciò questi bandi li devono farli loro per voi. Non che voi dovete andare in cerca del bando e non riuscite a farlo. Loro devono portare avanti il progetto, un progetto valido che fa bene a tutta la comunità, perché fa bene a livello sanitario, tutto quanto. Loro, tu devi andare da loro, devi dire nome e cognome di quello che porterà avanti il tuo progetto per vincere il bando, se no li paghiamo a far cosa? Per alzare e abbassare la mano in Europa? O a firmare quello che dicono le segreterie? No, i bandi li devono preparare loro se hanno i progetti. Sono là per quello Mattia, è inutile che tu vai a vuoto, devi andare dai numeri uno. Siccome voi avete bisogno di bandi importanti, che gli sponsor fanno fatica a dare perché la risposta è ma ne abbiamo tanti, invece la Mirella dice sì, forse un yacht in meno e una villa in meno, visto che ne ho 8-10. Ho sentito uno l'altro giorno che ha 200 appartamenti, non so come neanche che fassa. Hai capito Mattia? Adesso fai questo progetto, tu chiama i nostri responsabili europei che abbiamo, che sono pagati anche per quello, sbaglio il sindaco? Certo. E dire questo è un progetto valido per l'Italia, non solo per il Veneto, perché tu, come spiegavi molto bene, è un progetto che vale per tutte le persone che hanno questa diversità di muoversi. E sentiamo cosa ti rispondono. Là devi andare, perché bandi ce ne sono sempre, ma vuoi vedere che riescono a portarli a casa sempre quelli che non hanno bisogno? Ma come mai sta storia? Ma come mai i portali si aprono solo per chi vogliono loro? Cosa dici Mattia? Mirella, sfondi una porta aperta, ripeto, noi
siamo consapevoli che c'è l'opportunità, ma ci rendiamo conto di non essere ancora strutturati, diciamo, poter farlo, e sperare che lo facciano loro perché sono pagati è un po' ad oggi non una cosa tangibile, non so se mi spiego. Lo fanno, Mattia, lo fanno, te lo dico io, lo fanno. Lo fanno. No, è buono, cioè anche queste dirette eccetera, magari ci hai dato degli spunti che niente ci costa mandare una mail, esatto, e provare a farlo. Nel frattempo chiediamo a Mirella, visto che la Mirella ci vuole tanto bene, ci ha sempre dato una mano, se riesce anche stavolta a darci la mano, intanto che domandi scheda a Mirella perché non ho alternative. Vabbè, la Mirella ti darà lo scheda anche a Mirella, tanto Mirella porta segni dappertutto, portiamo in scheda anche i crossabili, perché veramente lo sai che io faccio anche questo, e perciò daremo lo scheda anche i crossabili, niente da dire. Sì. Allora, adesso il sindaco deve lasciarci, anche Mattia forse ci deve lasciare. Allora aspetta Mattia che il sindaco vi saluta. Come vi salutiamo, sindaco? Con un arrivederci. Ecco, visto che è anche di Asolo, tutti e due sono di Asolo. Vi aspetto. Il sindaco. Vi aspetto. Grazie sindaco, grazie anche a Mattia Catapan, grazie anche a Nicola, tutti e due i ragazzi, mi farò sentire, ci vedremo anche ad Asolo. Quello che posso sicuramente, lo sai che la Mirella dice ma fa, come dicono i telespettatori, perché faccio vedere, non so, perciò faremo un servizio anche con voi per far capire l'importanza di respirare. Grazie ragazzi, andiamo a vedere invece Moreno Pesce, questi video bellissimi, e poi andiamo da Moreno. Ciao. Ciao Mattia.
Abbiamo in linea Anna Maria da Rovigo. Ciao Anna Maria. Pronto? Pronto? Niente, vediamo se riusciamo a riprendere Anna Maria da Rovigo, grazie. Allora, cosa dici Moreno Pesce? Ecco, questa voglia di vivere, questa botta di vita, la natura specialmente, quanto aiuta la natura, ecco, questi paesaggi incantati, incantevoli, che però vi danno quell'adrenalina che veramente vi fa vivere. Prego. È un realizzare i nostri sogni alla fine. Perché riprendo, visto che avevi il sindaco di Asolo prima, io ricordo bene un mio partner di Asolo, che capirete tutti è Scarpa, perché il brand più grande lì che c'è di supporto. Cristina, una delle sorelle, sono con il fratello, con Sandro, e quando mi hanno conosciuto, e Davide e tutto quanto, e ti sto parlando di 15 anni fa, e sapevano di questo pazzo, no, che andava a camminare in montagna, e mi ha accolto insieme a tutta la sua linea dei PR, dei marketing di Scarpa, e io in quel momento lo ricordo come un qualcosa, di un trasferimento di amore, di passione verso quello che è il rapporto con l'outdoor, con le montagne e l'ambiente. E lei, mi ricordo, mi ha dato un paio di scarpe anni fa. Prendi le scarpe e cammina. Aspetta, Moreno, perché abbiamo Anna Maria, se non mi ricade la linea, poi continueremo. Certo, vai Anna Maria. Certo. Pronto? Come mai Anna Maria non la sento? Anna Maria? Non riesce a collegarsi, niente. Vai Moreno. Ok, e in quel momento lì è stato l'inizio per me di un rapporto che va oltre il rapporto commerciale, proprio un rapporto di essere come uno della famiglia. E quindi ti dico, quando sento di queste criticità da parte della gente per trovare dei partner commerciali, posso solo dire si fa molta fatica. Io stesso sono in grossa difficoltà in questo momento nel produrre dei progetti di condivisione, perché comunque hanno dei costi importanti da sostenere, perché alla fine sono dei miei sogni, delle mie visioni di come deve essere la vita in montagna. La montagna non è un ambiente inclusivo, stiamo cercando di fare delle attività e grazie ai media proponiamo dei video come quelli che avete visto, dove facciamo vedere ad altri disabili che magari non si sentono o si vergognano di uscire di casa perché si vedono con un pezzo mancante, oppure deturpati della loro virilità fisica, dico, del proprio la bella apparire, e invece si vergognano magari a zoppicare un po'. Io ormai mi definisco da solo, sono uno zoppo. Ieri sera sono stato ospite da dei ragazzi in una comunità qui a Pignè, vicino ad Auronzo, dove siamo andati a parlare, a trasferire le nostre esperienze di vita, e ho parlato proprio con dei ragazzi di 15 anni, erano molto attenti, si sono fatte anche delle domande parecchio interessanti su quello che è il rapporto che c'è tra il mondo della disabilità di oggi e la loro situazione, cose che quando io andavo a scuola non esistevano, che invece ad oggi, grazie agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e al CIP che sostiene queste attività, le pubblicizza, le invita, cerca di creare degli eventi proprio per far vedere che c'è comunque della speranza e della vita attiva, con della produttività, positività da far vedere alle persone che ci vedono, che invece di dirci poaretti, provate a dirci: oh ragazzi grandi, andiamo, dai, continuate così, se riusciamo vi diamo una mano. Quella ricerca di aiuto economico, come si diceva prima Mattia, è essenziale per poter cercare di produrre qualcosa che aiuta le persone a stare bene. Noi produciamo se vuoi non pietosismo ma benessere per chi ci vede, perché dicono: ma che sono sti pazzi qua che vanno in giro così, chi è che si è inventato di andare a fare arrampicata senza una gamba o a fare il giro delle trecine? Lunedì sera sono andato a fare il giro
delle Trecine e ho contato 8 persone alla faccia dell'overtourism, no? Basta andare in determinati orari e si trovano le persone che sanno apprezzare determinati orari della montagna, dell'ambiente, del clima giusto, ideale per cercare di rimanere in pace con se stessi e con dei grandi silenzi che aiutano molto anche a riflettere su quello che purtroppo, ahimè, tu segnali, c'è in giro, che si vede nelle TV, si legge nei giornali e non sono sicuramente delle notizie molto belle. Ecco, noi cerchiamo con le nostre gesta di metterci il sorriso, metterci l'appunto e diciamo: oh ragazzi, c'è di brutto, ma si può anche andare avanti. Cerchiamo di produrre qualcosa con la nostra pazzia, follia, se vogliamo definirla, che riesce a far rimanere dentro qualcuno di voi qualcosa di positivo. Io sarei contento e curioso di sapere che cosa rimane agli spettatori, ai tuoi spettatori, dentro di loro quando vedono i nostri video. Questa è una grossa curiosità che ho dentro, che penso ogni volta che vengo in trasmissione da te, e ti ringrazio sempre per invitarmi. Sai Moreno, ti posso rispondere io cosa dicono? Poaretti. Perché siamo ancora così. Te lo dico io, Poaretti, guarda cosa chi ha fatto. Poaretti, guarda che bravi Chise, ma prima di mettere Moreno, Mattia, Nicola, mettono Poaretti, ma perché sono stati abituati così? Perché di questa parola... C'è molto da lavorare per cercare di trasformare quel Poaretti in caspiterina. Se ce la fanno loro, sicuramente ce la posso fare io. Ma non è colpa di quello che ti sta guardando e sta ammirando quello che fai. È la cultura che non è stata abbinata all'informazione adeguata, perché noi a questa parola diversamente agili, come sai che io vi chiamo perché la parola disabilità la odio, proprio non fa parte del mio vocabolario assolutamente, io vi chiamo diversamente agili perché vi muovete in maniera diversa, tutto qua. Il problema è che fino all'altro giorno, caro Moreno, vi chiamavamo handicappati, mongoloidi, di tutto e di più, e per fare questo cambiamento culturale ci vuole del tempo, non basta quello che è stato fatto fino adesso, perché fino adesso voi dite è stato fatto tanto, no, è stato fatto poco. È stato fatto poco perché hanno ghettizzato quello che è il diversamente agile. Invece di farlo introdurre in una società, che è la società del lavoro, la società della scuola, la società del normale, hanno ghettizzato. Allora, il maestro di sostegno non è per il diversamente agile, è per tutta la scuola. Però il maestro di sostegno viene visto per il diversamente agile. La lingua dei segni, che aiuterebbe tantissimo, nonostante ci sia l'Università Ca' Foscari a Venezia, non c'è nelle scuole. O se sei fortunata di averlo, sei fortunata. Eppure tutti potremmo aver bisogno della lingua dei segni. Anche per una malattia non riesci più a parlare e esprimerti, ti muovi con le mani. Una volta lo facevano, si insegnava qualcosa, poi è sparito tutto. Il mondo del lavoro, e chi sono questi? Come facciamo a assumerli? Assumere queste persone vuol dire rallentare, e non siete visti come una risorsa ma come un problema. Lo dicono i sindacati, i numeri non tornano nonostante le agevolazioni che possono esserci per l'azienda, perché culturalmente non sono preparati. Questa è la verità. Allora io cerco di spingere, di dire quello che altri non dicono, di dare quel supporto anche psicologico, di dire ragazzi battete un colpo più forte però, perché siete troppo ottimisti, troppo buoni, troppo bravi. Ecco, dovete dare uno scossone. Capisci come la penso io, Moreno? Se il mio progetto non va avanti... Dobbiamo cercare di seguire il tuo input, di mandare, fare, scuotere, come dici tu. Cerchiamo, non è che abbiamo problemi, come dice Mattia, a segnalare che ci mancano dei soldi, però rimaniamo un po' basiti e quando vediamo riceviamo certi input come quelli che ho sentito prima, dove non si capisce esattamente dove vanno a finire certi fondi, certi soldi che magari vengono anche sprecati. Adesso non posso fare il politico perché non è il mio lavoro e sicuramente i politici sanno benissimo quello che stanno facendo e hanno sicuramente molte richieste che sono sicuramente non la singola del Moreno Pesce o del Mattia
che arriva per mettere dei fondi, perché ci sono tante situazioni, ci sono delle famiglie che fanno fatica magari con 2 bambini ad arrivare a fine mese. Certo che il disabile che fa attività in montagna per creare positività e cercare di raggiungere i propri obiettivi è una bella caramellina, capito, da vedere in TV, su YouTube, sui social e quant'altro. Però quando si mette sul piatto una famiglia che magari con 2 bambini fa fatica ad arrivare a fine mese, ecco che le esigenze credo cambiano, e bisogna anche essere un po' razionali. No, guarda, ti posso assicurare che è la stessa cosa, Morena, perché io ho un banco alimentare, perciò posso assicurarti che non ce n'è per nessuno quando vai a bussare alle porte, specialmente per le povertà e le fragilità, se no non sarebbero nati i banchi alimentari. Esatto. E non ci sarebbero le parrocchie, le mense per i poveri. Se fosse come dici tu, allora questi avrebbero una corsia privilegiata che non hanno di sicuro. Il problema è che bisogna alzare la voce e bisogna dare alle persone che hanno deciso di scendere in politica o di salire in politica, non so, ognuno la vede alla propria maniera, ecco, di fare quello per cui sono stati delegati. Di mettersi in gioco, pubblicamente, mettiamola così. No, ma sono pagati, Moreno, sono pagati, lo so. Non sono pagati con 1.000 euro al mese e hanno veramente delle segreterie di 7-8 persone, no, non so se mi spiego. E vuoi vedere che non riusciamo a portare avanti dei progetti utili per tutta la comunità per fare un cambiamento culturale? Ma state scherzando, Mirella, ragazzi? Io ad oggi veramente, se non ho prima avevo qualche privato che mi aiutava, io ad oggi non ho nessuno, però che mi dà sostegno economico, se non il mio stipendio, però la passione, quella ce l'ho sempre detto, e la mente funziona e i miei sogni non sono limitati, cerco comunque di produrre sempre dei progetti che vengono più o meno ascoltati. In questo momento non vengono ascoltati, e spero che la tua trasmissione mi aiuti magari a morenopesce@gmail.com. Chi vuole mandarmi qualche proposta di collaborazione faccia pure, io sono pubblico e non vedo l'ora di ricevere aiuti da parte della gente. Caro Moreno. Senti Moreno, però vedi, un'altra cosa importante è capire che avete la fortuna di essere ancora giovani, oltre a diversamente agili, anche diversamente giovani, hai capito? E forse chissà, con la ricerca che abbiamo, veramente la scienza, la ricerca e la tecnologia, anche tu con le protesi, tu hai conosciuto anche Fulvio Marotto, che ti ho fatto vedere che prima o poi vi incontrerete, ecco l'importanza anche di capire che la vita va avanti, che c'è sempre questa ricerca, lui sta sempre studiando, adesso raccontavo, ha creato degli sci particolari per sciare, te li farò vedere, no, devi veramente, se non vieni tu te lo mando su veramente perché lo devi conoscere, tanto Fulvio va dove ci sono queste esperienze, lui c'è sempre, perciò lui parte a qualsiasi ora di notte senza problemi, tanto è vero che lui ama sciare di notte, ad esempio, lui va a sciare di notte. Uno ski alper. Ecco, hai capito? E perciò veramente io dico che ci sarà questa possibilità, come ha dato a Mattia Catapan la possibilità di guidare le moto, le macchine, queste biciclette di ultima generazione, perciò la speranza veramente ce l'avete, però dovete continuare a lottare, ma a lottare nel modo anche di farsi sentire, dovete farvi sentire, se un progetto è valido dovete portarlo avanti. Bisogna lottare ogni giorno in trincea, perché ricordiamoci che non è che la disabilità è ogni 4 anni come lo show mediatico che è sportivo. La disabilità è ogni giorno, le criticità ci sono ogni giorno quando ci alziamo dal letto, più o meno importanti. E sicuramente nel momento in cui una persona si ferma e non fa più attività sportiva, non porta più il proprio corpo ad essere performante, incomincia una crisi fisica soprattutto, che porta magari al degrado. Però la situazione principale è che dobbiamo essere sempre vivi dentro e mentalmente, e cercare di essere proattivi e positivi sulle attività da porsi e da farsi, ecco. Senti Moreno, cosa dici di questi ragazzi che stanno alzando sempre più l'asticella
Io ho tante associazioni sportive che dicono a noi non è mai chiesto la possibilità di fare questi inserimenti, questi percorsi alternativi per dare anche un cambio a questa rabbia che hanno. Cosa ne pensi tu? Come mai questi ragazzi usano la rabbia come strumento per far capire che ci sono, di essere visibili? Cosa dici? Credo che, parlo a livello personale, la rabbia è una problematica che ho anch'io, che magari mi viene quando vedo determinate situazioni, soprattutto quando faccio la vita urbana, diciamola così, quando devo parcheggiare la macchina. E, tutt'oggi ci sono ancora, nonostante quello che viene predicato in giro, viene insegnato l'abuso, no, del parcheggio. Ma la cosa di cui parlavamo, cioè il discorso di questi ragazzi giovani che hanno la rabbia dentro, che fanno fatica ad essere competitivi nel mondo rispetto alle loro aspettative, fanno delle azioni. Leggevo ieri di un lavoratore che la mattina presto stava andando a prendere l'autobus o il treno alla fermata dell'autobus, c'era un bar vicino, c'erano dei ragazzi giovani seduti che lo hanno insultato prendendolo in giro perché andava a lavorare di mattina presto, no? Hai capito? E quella è la vita di tutti i giorni, no? Forse c'è qualche facilities che abbiamo dato noi come genitori ai nostri figli, che non gli hanno permesso di capire realmente che cosa vuol dire il percorso che abbiamo avuto noi in eredità dai nostri genitori, che è quello dell'essere rispettosi, con la parola rispetto si va ovunque, di tutto quello che c'è al di fuori del nostro io personale. Quindi nel momento in cui io ho un ragazzo che ha della rabbia, che cerca di sfogarla magari spaccando un bicchiere o rompendo una sedia o purtroppo scrivendo su una panchina con il pennarello, diciamo questo, ma hanno scritto il famoso video, quello lì del Tourist Go Home, sul sasso con le impronte del dinosauro alle Trecine di Lavaredo, e durante tutta la salita alla ferrata del Monte Paterno c'era scritto Tourist Go Home, Palestina libera. Cioè, io mi chiedo, questa rabbia, questa frustrazione, non so neanche io come definirla, è dentro a delle persone che hanno ricevuto un insegnamento da parte forse dei genitori o della stessa società attraverso i media, che non è sicuramente molto utile. Aspetta, perché abbiamo Nadia, no, Giusy da Dosson, se non mi cade la linea, poi riprendiamo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, sai quel giorno che tu avevi ospite dal suo studio il professor Gerosa? Sì. Che tu avevi detto di Fulvio che faceva tutte queste cose qua per questi problemi che hanno loro. L'hai più sentito? Perché lui mi sembra che avesse detto che poteva aver bisogno di queste persone che sanno fare tutte queste cose qua, dei problemi di queste persone. Ti chiedo solo questo, se si sa più niente. No, so che Fulvio è stato chiamato, Giusy, però non ha saputo dirmi chi era il telefono che l'aveva cercato, proprio per questo motivo, siccome c'era sia un imprenditore che il professor Gerosa, e lui non ha saputo dirmi chi l'aveva cercato, però dopo non ha saputo più niente. Ecco, questo è quello che mi ha detto Fulvio, che al momento era stato cercato, poi non si sa, lui non ha capito bene chi era e di cosa doveva fare, però ti ripeto che c'era anche un imprenditore, gli ho detto ma chi è che non lo sa, perché Fulvio è così, Grazie comunque Giusy dell'interessamento. Ecco, come vedi Moreno, le persone, i telespettatori e telespettatrici sono molto attenti a questa trasmissione, agli ospiti, a cosa dicono, a cosa promettono. Prego, perché promesse le abbiamo anche ricevute, ma la realtà poi è altra. Prego Moreno. Sì. Diciamo che, come ti ho detto, c'è molto da lavorare come educazione, e il tempo che c'è a casa purtroppo per le famiglie è sempre meno, e la voglia da parte nostra di fare sempre delle cose sempre più
fantascientifiche metto in discussione anch'io, perché anch'io sono un padre. Quindi vedo che magari questa cosa è scappata di mano e quindi i nostri figli hanno delle criticità maggiori nella gestione del rapporto con la società. Ecco che fa figo rompere un bicchiere, fa figo alzare il bicchiere, bere qualcosa in più e dopo magari vanno in coma etilico, li troviamo in giro per gli ospedali e non sono in grado di reggersi in piedi. Ma Moreno, ma i genitori dove sono? Perché questi non è che sbagliano una volta, che può succedere, questi continuano a sbagliare, perché i nomi e i cognomi e dove abitano i sindaci lo sanno quasi sempre quando riescono a prenderli. Il problema è che poi si continua. Allora là non è più il problema del ragazzo, il problema della famiglia, bisogna intervenire con la famiglia. È qua il problema, perché una volta sì, ma quando comincia 3-4 volte a essere segnalato, capisci bene che non è fuori alle 3-4 di mattina, vuol dire che qualcosa non funziona. Allora Moreno, puoi fermarti ancora o devi andare via? Sì, sono un po' a tua disposizione. Ecco, allora mi fa piacere perché volevo anche presentarti un altro sindaco che è Mathieu Somadossi, lista civica, sindaco di Fonte. Allora adesso ti saluto al momento, rimani là che faccio entrare il sindaco. Andiamo in pubblicità. Paola Maria da Vittorio Veneto. Ciao Paola Maria. Buongiorno Mirella, grazie mille per quello che fai. E ho detto al vostro ragazzo che ha preso la telefonata, sono molto amareggiata, perché nonostante tutta la digitalizzazione, nonostante gli anni belli in cui dovremmo vivere, 50 anni fa era molto ma molto meglio. Io rimpiango gli anni 60-70, quando ero giovane, quando ero piccola. E poi un'altra cosa volevo dire, c'è troppa burocrazia, c'è troppo disinteresse per i ragazzi, le famiglie non sono più quelle di una volta, non ci si interessa più ad ascoltare questi ragazzi, non succede. Pensa che io, Mirella, una cinquantina di anni fa, ormai saranno, abitavo a Belluno e vicino a casa mia era un piccolo borgo dove ci saranno stato 20 famiglie, più anziani che giovani. Io ormai ero sposata, avevo i miei figli e ne avevo uno sui 15-16 anni. E un giorno vado a trovare mia mamma, avevamo un piccolo rustico e dall'altra parte, sulla strada, c'era un piccolo bar e mia mamma mi fa: sai che è da tanto tempo che c'è sempre quella macchina là parcheggiata, scende, lei lavorava nel suo campo, scende un giovane e poi dall'altra parte ci sono tutti i motorini, biciclette, tutti ragazzini di 16, ragazzini e ragazzine di 16-17 anni. E che cosa fanno? Io pensavo che andassero nel torrente a fare il bagno perché era estate, periodo d'estate, e anche periodo di scuola. Invece no. C'era un vecchio stabilimento di allevamento di trote, abbandonato, pericolante, nelle scale ormai cadevano i sassi e questi si incontravano, tutti questi ragazzi e ragazze giovani, minorenni, con questo grande. Io avevo anche io un figlio di 15 anni e dicevo, ma è possibile che questi ragazzi si trovano qua e i genitori dove sono? Allora che cosa ho fatto? Mi sono recata alla questura e ho segnalato. Ho detto, guardate, perché ho detto a mia mamma, perché non chiami le forze dell'ordine? Perché ho paura, mi ha detto. Erano quasi tutti anziani in quel paese, in quel borgo. Io invece ho avuto il coraggio e ci sono andata, proprio perché riesco ad immedesimarmi nella situazione. Sono andata a denunciare, ho detto, guarda, succede così, così, così. Avevano sfondato un cancello e entravano, avevano fatto ormai un percorso dove passavano tutti questi ragazzini. A un certo punto ho detto, venite, fate un giro per vedere cosa c'è, però non mettete le sirene, venite giù silenziosi. Però poi vorrei sapere anche se trovate, io pensavo droga, avevo paura che fossero quello grande portasse la droga, e mi fate un favore se mi dite che cosa avete trovato. No? Questi sono venuti
come avevo segnalato, hanno fatto la perquisizione ed entrate per dove gli ho detto, non per cancelletto di entrata, entrate per dove. Quando sono entrati, Mirella, in questa troticoltura c'erano 2 appartamenti sotto e sopra c'era l'appartamento della direzione, tutto disabitato, tutto che crollava. Praticamente c'era rimasto dentro tutto il mobilio, hanno tirato giù i materassi delle camere della direzione e li avevano portati sotto. Là naturalmente le scale ormai erano fatiscenti, che poteva venire giù tutto e rimanevano sotto. A un certo punto avevano portato giù tutti questi materassi, il grande insegnava il sesso ai giovani. Allora la questura ha perquisito, ha guardato, lui lo hanno ammanettato e l'hanno portato via. E i ragazzi sono venuti fuori tutti che piangevano, ragazzi e ragazze. Allora hanno chiesto i documenti perché poi è arrivato la gente e ci ha detto cosa era successo. I genitori non sapevano niente di dove andavano sti ragazzi. Ma io ho detto, ma è possibile che ragazzi... Paola Maria, devo chiudere, scusami, ma però non ce la faccio perché il tempo è anche tiranno, però è una testimonianza molto importante, ti ringrazio di averla fatta, di aver chiamato, anche per il supporto che mi dai. Saluto veramente, grazie a Mattia Somadossi, sindaco di Fonte, grazie di essere qui, sindaco. Con lei c'è anche Moreno Pesce, che è un atleta paralimpico, perciò mi trovavo molto utile che lei lo conoscesse e che Moreno dicesse, perché lei sta facendo una cosa molto importante, sindaco, e la ringrazio. Andiamo a vedere questo progetto Fonte. Baby gang, giovani sempre più violenti e aggressivi, spesso armati, pronti a ferire il più fragile, quando in realtà si scopre che fragili sono proprio questi ragazzotti che si improvvisano bulli. È per contrastare questi fenomeni che stanno preoccupando l'opinione pubblica, soprattutto negli ultimi tempi, che il Comune di Fonte ha deciso di mettersi in gioco e venire incontro in maniera concreta ai giovani del paese, soprattutto i più emarginati, con la consapevolezza che le istituzioni devono essere dove sono i ragazzi, non il contrario. È da questo presupposto che parte il progetto Operatività di strada e di comunità, che vede gli educatori scendere sul territorio, tra bar, parchi, piazze, presidiando le aree più deboli, incontrando i giovani e intrecciando contatti con scuole, associazioni sportive e famiglie. Noi abbiamo voluto anticipare, prevenire un certo tipo di disagio. Ecco perché è fondamentale mettere in rete una comunità che stia per loro. Davvero, quindi questo vuole essere un progetto sentinella, possiamo chiamarlo, che prevenga questo tipo di fenomeno, cercare di anticipare quello che potrebbe essere un problema che altrimenti non saremo in grado di gestire. Primo appuntamento il torneo di calcetto che ben 9 squadre, di cui 2 femminili, con una 60ina di giovanissimi del paese, hanno disputato al Palafonte. Un primo passo che va a concretizzare il lavoro di mesi. Come siete riusciti a coinvolgerli, a farli partecipare a questa iniziativa? L'ascolto è stata la cosa fondamentale, mettersi a fianco a loro, non davanti a loro, ma accogliendo le loro istanze, le loro richieste. Questa è stata la chiave vincente, anche grazie a dei professionisti che davvero si stanno muovendo nel territorio, ma la vera chiave vincente di questo è che tutta la comunità si è attivata a supporto di questi ragazzi. E l'idea è che possa essere da esempio per altri comuni del territorio. Crediamo davvero che recuperare anche l'ultimo ragazzo sia una cosa in cui ogni istituzione deve credere e deve fare. Siamo qui per questo. Allora, Sindaco Somadossi, la telefonata accade proprio ad hoc di Paola Maria, veramente una cosa molto importante perché unisce quello che diceva Paola Maria, l'abbiamo vista poi nel servizio, perciò grazie anche a Paola, senza saperlo hai fatto la telefonata al momento giusto. Prego, Sindaco Somadossi. Intanto Mirella, buongiorno, grazie mille per l'appuntamento e per l'opportunità di comunque spiegare a tutti i telespettatori che saluto questa progettualità che ha compiuto un anno. Dopo un anno di operatività di strada, di contatti, dove abbiamo raccolto, siamo un paese di 6.000 abitanti, quindi per darvi un po' di proporzioni, una trentina di ragazzi sono entrati un po' a contatto con questi operatori nei parchi, anche nella parrocchia, cerchiamo sempre di poi agganciarli. Gli esperimenti belli sono anche quelli dove soprattutto sono quelli che funzionano, perché non è solo questo lo scopo di questo progetto, di incontrare i ragazzi in strada, ma di creare un
una comunità che dà una mano a questi ragazzi. Abbiamo un parchetto nel paese che abbiamo gestito con degli orari, che sono i cittadini stessi che regolano insieme a questi ragazzi, hanno scritto il regolamento insieme per l'accesso, per una collaborazione di vita insieme. Le istituzioni secondo me devono fare questo, cercare di mettersi a disposizione della cittadinanza con le forze dell'ordine, perché non siamo sostituti delle forze dell'ordine, ricordiamoci questo, perché bisogna collaborare con loro, e nel momento in cui si fa rete, questo lo dico sempre, lo dico anche tra istituzioni ma anche con le forze dell'ordine, è là che si riesce ad ottenere i risultati migliori. Quindi questo davvero è un esperimento che dopo un anno, che ringrazio anche Banca delle Terre Venete, perché anche grazie al suo supporto economico, perché alla fine si parla anche di quello, siamo riusciti davvero a fare una rete importante di poi ascolto. Quello che purtroppo, come diceva prima la signora, cos'è che accomuna un po' tutti questi casi, è la mancanza di un sostegno familiare importante. Questi vuoti familiari che la Costituzione, appunto, lo ripeterò sempre, la Costituzione prevede che l'educazione sia destinata alla famiglia, la formazione e alla scuola, quindi anche le famiglie devono, chi ha scritto la Costituzione ben questo lo sa, e là è stato veramente visionario, che se manca un pilastro fondamentale della nostra società che è la famiglia, le istituzioni devono inventarsi di tutto, ma non saranno mai in grado di sostituire ciò che la famiglia è come organico, perché i ragazzi hanno bisogno di avere questi riferimenti. Ecco. Quindi l'operatività procede bene, abbiamo contatti settimanali con questi operatori, con i ragazzi, con le famiglie, con le scuole, li accompagniamo anche durante i vari percorsi scolastici, perché sono ragazzi delle medie, alcuni anche delle elementari, che vivono anche fino a tarda notte, fino fuori sera, quindi noi cerchiamo di andare a prenderli, di fargli capire che la vita davanti la si può avere, la si può fare, però bisogna avere delle regole chiare per dare un futuro a questi ragazzi, perché sennò le alternative sappiamo quali sono. Prendono strade brutte che non portano da nessuna parte e che a livello di welfare e a livello di costi dopo comunque peggiorano, perché sono costi che tutta la collettività deve sostenere. Allora io adesso le faccio vedere il video del nostro Moreno Pesce, che è questo atleta paralimpico che fa le scalate nonostante gli manchi un arto, sì, e soprattutto la voglia di vivere e la forza di dare speranza anche alle persone che hanno un incidente stradale, una malattia, che hanno di questi problemi, che sono problemi però che, se c'è il supporto adatto anche psicologico, ti danno la speranza di trovare una nuova soluzione e una nuova vita. Andiamo a vedere.
Abbiamo Gianfranco da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno signor Sindaco. Ecco, signor Sindaco, mi rivolgo a lei che è un giovane sindaco e lo vedo dinamico e anche ha raggiunto un bel traguardo essere sindaco del suo paese. Però noto una cosa, signor Sindaco, io ho fatto parte di un'altra generazione, quello che ci siamo battuti perché praticamente i sindaci venissero eletti direttamente dai cittadini, non che prima il sindaco, quando era prima, in 5 anni ne facevano anche 5-6 sindaci, comandavano le segreterie di partito e il sindaco era in secondo piano, invece adesso il sindaco è il sindaco e si mette la faccia e tutto. Però ho visto, signor Sindaco, una decadenza dal punto di vista di non portare la gente a votare. Si immagini che io ho preso paura, ci sono comuni, le ultime votazioni che sono andati a votare il 36-37% le comunali e hanno modificato la legge, se no non erano neanche regolari, se era una volta. Consigli comunali vuoti. Ecco, bisogna responsabilizzare la gente perché il comune è fatto della comunità di tutti, non è che io demando e poi reclamare se le cose non vanno bene. Però secondo me una cosa importante, importantissima, dovrebbe essere che la gente torni a votare, fare qualcosa, battersi perché la gente torni a votare, e questo sarebbe una forma di democrazia enorme. Poi signora Mirella, un plauso a lei perché vedo che i sindaci vengono sempre, però i pesci più grandi li vedo poche volte da lei, ha capito il discorso? Cioè non so se sono sempre impegnati, perché tante volte guardo anche in diretta quando fanno interrogazioni parlamentari e sono tutti i banchi vuoti. Ecco, io vorrei anche una legge lì che noi andiamo a eleggere il parlamentare e poi un giorno alla settimana viene sul nostro territorio chi è eletto e parliamo con lui, non ha capito il discorso. Se lei guarda idem consigli regionali, tante volte sono mezzi vuoti e dove sono tutti a lavorare? Cioè, ecco, non so perché i pesci grossi non vengono da lei. Lei è piena di sindaci, ma qualcuno non lo so. Buongiorno il parere del sindaco, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie, allora prima ti faccio rispondere dal sindaco e poi ti rispondo dei pesci grossi. Allora prima il sindaco, prego sindaco. Intanto volevo sapere come saluta anche il nostro Moreno Pesce che la sta ascoltando, che è collegato con noi in base al video che ha visto. Prego sindaco. Allora prima che salutiamo Moreno Pesce, sì. Allora dopo rispondo anche volentieri al telespettatore. Caro Moreno Pesce, buongiorno, intanto grazie. Perché ogni tanto mi chiedo e stimolo sempre queste riflessioni su cosa vuol dire essere normodotati, perché quello che ho visto nel video, io che classificamente a livello fisico sono normodotato, che non riuscirei a farlo, ma quando parlo davvero con persone che hanno questi tipi di esperienze, davvero io vado sempre fuori arricchito e pieno di stimolo di vita per dire ma perché io mi lamento delle cose che davvero, diciamo, essere nel normale collettivo si può dire si è più fortunati, ma non è vero perché alla fine bisogna anche saper vivere una vita in pienezza e alla fine dei conti quando ci si guarda indietro, che ogni tanto faccio questi esercizi e guardo indietro per dire la mia vita come sta andando, io sono sicuro che le soddisfazioni se ne ha tolte tante, ne ha dovute davvero pagare tante perché la vita ha presentato un conto importante, però davvero io ringrazio per l'esempio che dà a tutti noi e mi tiro anch'io dentro da quella parte lì e di stimoli che dopo vengono appunto ricevuti. I ragazzi a scuola, anche nelle nostre scuole, una volta all'anno viene un atleta paralimpico a portare la testimonianza
testimonianza e i ragazzi sono sempre più scioccati perché anche loro dicono ma perché mi lamento alla fine. Moreno, come vuoi? Devo correre perché il tempo è tiranno. Cosa dici, Moreno, il sindaco Somadossi? Microfono, Moreno, microfono. Ah, scusa, no, sono aperto io? Sì, a posto. Ma adesso ti sentiamo, prima no, vai. Ok, che sono ben aperto a queste cose, quindi più che bene, sono contento di venire a portare la mia testimonianza ai ragazzi. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso del lamentarsi sulla vita, di quello che succede, bisogna cercare di guardare sempre il lato positivo e non sicuramente soffermarsi sul favillo che magari va storto. Noi come disabili siamo disabili tutti i giorni, non è che siamo disabili una volta ogni 4 anni, quindi di conseguenza non si riesce di sicuro a parlare di cose che non siano propriamente inerenti alla difficoltà della vita. Noi abbiamo un compito che è quello di cercare di portare positività con le nostre gesta e cercare di far sì che la gente che vede che la vita va storta in più occasioni, perché non è semplice per nessuno, trova qualcosa di più stimolante per cercare di dire sì, scindiamo il problema grosso in tanti piccoli problemini che giorno per giorno cerchiamo di risolvere per provare a sistemare e a sistemarci per cercare di vivere al meglio. Sentiamo invece la risposta al nostro telespettatore, al nostro Gianfranco da Cessalto. Allora, è una risposta ardua, però io ho provato a darmi una risposta anche sull'astensionismo. Intanto effettivamente chi viene votato direttamente, quando una persona scrive il tuo nome su una scheda elettorale, crei un'aspettativa doppia verso quella persona. E secondo me siamo arrivati nel periodo della politica degli slogan, parlo a livello nazionale, è la cosa più deleteria a livello di promesse politiche che vengono fatte, perché dopo le persone reagiscono di pancia, votano quella persona, però si rendono conto che dopo le promesse fatte non vengono mai mantenute, no? E l'astensionismo si crea perché tanto non cambia nulla, ma è proprio quello che adesso io faccio l'invito ai telespettatori. Se si parla con le persone, stimolate i vostri sindaci, stimolate i vostri assessori, stimolate i consiglieri regionali che vengono, i consiglieri provinciali, perché nel momento in cui loro si sentono parte di questo problema, perché ci siamo dentro tutti, non è che il cittadino è anch'io alla mattina mi sveglio, vado a lavorare per metà giornata, anche a me la grandine ha colpito il tetto della casa o le assicurazioni, quindi siamo tutti dalla stessa parte, però ricordiamoci che non siamo tutti o dalla parte della politica o dalla parte del cittadino, perché siamo prima di tutti cittadini, che i cittadini dopo sono loro stessi che si propongono nella vita pubblica. Quindi se si fa un passo avanti e ci si rende conto che un domani un sindaco potrebbe essere anche quel ragazzo che adesso mi sta guardando oggi, che è là con la nonna, che sta guardando che la trasmissione oggi, non sono altri i politici siamo noi. Quindi l'invito che faccio davvero è di cercare di stare a fianco ai vostri amministratori, perché loro hanno bisogno di essere stimolati per questo. Ecco. Quindi l'astensionismo lo si toglierà nel momento in cui ci si sente parte di una vita amministrativa di un paese. In quanto riguarda i pesci grossi e i pesci piccoli, Gianfranco, vorrei capire chi sono per te i pesci grossi, perché io i pesci grossi li ho avuti, è venuto il presidente della regione Stefani poco tempo fa, abbiamo avuto l'onorevole Zavattin, abbiamo l'europarlamentare Guarda e tanti altri. Il problema, vedi, che io cerco di far diventare pesci grossi i sindaci, perché sono gli unici che devono rispondere al territorio, visto veramente queste patate bollente che vi hanno dato. Loro se le sono tolte tutte, vi hanno dato i maggiori impegni, le maggiori responsabilità e siete quelli pagati meno. Però io dico sempre una cosa, sindaco, che siete quelli che avete gli eserciti, che sono i cittadini che vi eleggono. Però siete tiepidi, avete dei punti di riferimento, a parte le liste civiche, ma quelle che fanno parte di partiti molto importanti che governano, sono là e dove sono loro che devono essere ascoltati. I cittadini hanno delegato
la politica per fare il bene del paese. Il problema è che ci troviamo con un pugno di mosche in mano, basta vedere anche questa mattina le fragilità come sono messe anche a livello economico, eppure sono realtà che danno molto alla società, alla comunità. I fondi del PNRR come sono stati dirottati erano veramente per il sociale e sono stati dirottati su cose che non si sa neanche come andrà a finire e cosa serviranno. Allora io invito i sindaci, perché vedi Gianfranco, sono gli unici che non mentono, sono gli unici, come dice Somadossi, che vivono la quotidianità, la realtà del momento dei cittadini. Gli altri non li vivono. Cosa volete che ci raccontino? Cosa possono dire? Cosa ci dicono? Che lavoro fanno? Cosa hanno dato in tutti questi anni per far sì che il paese voli? Mentre i sindaci, che l'ha spiegato molto bene Gianfranco Somadossi, sono il cittadino, perché loro sono dei cittadini e si confrontano tutti i giorni, quotidianamente con la realtà, ma loro stesso lo dicono, non veniamo ascoltati. I nostri parlamentari, chi è che li vede? Molti sindaci mi dicono questo. Allora non è che veramente c'è qualcosa da cambiare, siete voi sindaci, visto che avete fatto anche l'unione, la famosa ANCI, l'unione dei sindaci, per cercare di spingere, di far capire che devono dare delle risposte al cittadino con tutti i soldi che prendono, che come dice Gianfranco non si presentano neppure in Parlamento, vediamo sempre sedie vuote, e voi sapete che io ve lo dico che delle volte chiamo e vi dico no sai Mirella sono occupato, poi il vicino mi dice siccome guarda Mirella guarda che è a casa perché l'ho visto io, perché il confronto è difficile, loro sanno che a Sveglia Veneti non si può mentire perché poi andiamo a verificare, perciò il sindaco ha il coraggio di dire guardate che le cose non vanno in questa maniera, oppure sto facendo questo ma la realtà che sta facendo, come i progetti che portate, e gli altri cosa mi portano? Parole, parole, parole. Prego sindaco. Allora, sì, diciamo che il sindaco si trova a gestire tante aree grigie a livello legislativo perché si rifà sui principi delle leggi, no? Quindi dopo il caso più eclatante che abbiamo avuto è stato la chiusura del centro d'accoglienza che abbiamo avuto questo dicembre, no? Il Ministero dell'Interno aveva identificato tramite la prefettura il centro d'accoglienza che doveva essere lì a Fonte con 75 ospiti che è stato chiuso a dicembre, però chi era residente nel comune di Fonte, perché quella dopo tutta quanta la macchina si fa dov'è che è residente, il ministero li prende, li sposta, devi prendere la residenza. Abbiamo accolto e tramite la conferenza dei sindaci che ringrazio i colleghi sindaci hanno coperto una spesa ingente, siamo arrivati quasi a dei casi sociali che sono rimasti sul territorio perché dopo quando non hanno più diritto ad avere rifugio o che non possono più stare dentro a queste appunto strutture vengono riversati sul territorio in base alla propria residenza. Ecco, di questi casi qua di Fonte ha dovuto versare sull'ULS, sul comitato dei sindaci nostro dell'ex ULS8, diciamo, 200.000 euro di costi per il sociale annuali che potevano essere riversati per altre casistiche sociali. Chiesto l'incontro appunto ministro a gennaio, ma non ho ancora avuto risposta. Hai capito Gianfranco come funziona? Mentre lui è qui e sta cercando di rispondere alle domande ai cittadini che lo fermano per strada, in qualsiasi posto, perché il sindaco viene visto come una persona di famiglia quasi, si ha il coraggio, mentre c'ho l'onorevole senatore, mamma mia, ragazzi svegliatevi, guardate si chiama Sveglia Veneti, guardate che l'ha pagato da voi tutti i mesi quando arriva la retribuzione, quella che date voi, con i vostri soldi. Dovete anche capire che anche i giornalisti delle volte io vedo quando fanno certe domande non rispondono. Come non rispondi? Ma come non rispondi? Tu devi rispondere. In quel momento rappresenti il cittadino che ti ha votato e devi dare risposte, non rispondo. Questo volare alto, ma io non so, ma si rendono conto che sono là solo perché sono pagati dai cittadini, che sono stati eletti ma pagati dai cittadini? Questo volare anche alto, questa puzza sotto il naso, io sono, alle volte mi dicono ma che domande mi farà? Ma come che domande ti farò? Vieni e poi vediamo che domande, ma cosa devo farti? La lista delle domande prima, ma non esiste. Se hai piacere vieni e vivi il momento come tutti, e se non hai piacere stai dove stai, non è che mi strappo i capelli perché non vieni a Sveglia Veneti.
Però il cittadino che vorrebbe anche capire cosa stanno facendo, questa è la richiesta che io ho capito, ma cosa stanno facendo di concreto? Perché oltre alle guerre, alle armi, al ponte di Messina, a pista da bob, alle Olimpiadi che poi non sappiamo ancora dare e avere com'è andata, perché ancora non si sa, ecco, ancora non si sa. Il mondo del volontariato che è stato premiato in maniera anche, come avete sentito, in maniera poco, hanno detto molto poco rispetto a quello che hanno dato, tutti i soldi che sono stati spesi, ma non si sa, vedremo poi gli effetti, però la trasparenza prima o poi dovrà arrivare, perché sono soldi nostri, sono soldi pubblici, non è che il politico di turno che poi passa possa fare proprio quello che vuole, saremo anche stanchi e non avere i servizi alla persona che vengono richiesti in questo momento, una popolazione che diventa sempre più anziana, la poca sicurezza, i giovani che stanno prendendo vie sbagliate, altro che pista da bob e ponte di Messina. Prego, Sindaco. Sì, la questione è proprio di questo tipo qua. Come dicevo prima, noi dobbiamo risolvere i problemi. I sindaci sono chiamati a applicare ciò che le leggi chiedono di fare, non è che possiamo inventarci, il nostro perimetro operativo è quello, quindi non è che possiamo inventarci chissà che cosa. Dobbiamo bilanciare di non pesare troppo sulle casse del comune per le decisioni che vengono prese nei termini dopo dove resta tutto in mano nostra. Ripeto sempre, noi a livello territoriale, quello che facciamo anche con la nostra IPA Italia Asolo Montegrappa, che richiamo un attimo anche un po', mi aggancio anche a quello che ci ha presentato prima Moreno. L'unico modo per andarne fuori è fare squadra, anche perché noi siamo in una parte un po' periferica della provincia, perché siamo con i confini nord-ovest della provincia di Treviso, ma anche l'ultimo progetto lanciato a livello di IPA del Welcome Blue è una sensibilizzazione, faremo dei corsi diciamo con dei specialisti a tutti gli enti commerciali e servizi alle persone, anche i comuni stessi, i dipendenti comunali, per come affrontare e come quando arriva da te una persona che soffre di autismo, saperla appunto gestire una pizzeria. Quindi abbiamo lanciato questa serie di incontri che sarà aperto per servizi al pubblico. Aspetti, perché adesso dobbiamo affrontare Bruno da Fonte. Ciao Bruno! Pronto? Prego Bruno! Pronto? Buongiorno. 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 Volevo chiedere al sindaco, perché abito in via Belli, quando si farà qualcosa come tipo il marciapiede e qualcosa per rallentare un po' il traffico. E poi sull'incrocio per via Craspano, là c'è poca visibilità. Questi giorni hanno cambiato lo specchio perché è rotto da grandine nella tempesta. Ho messo che non serve a niente perché guarda tutto in altra direzione, ma soprattutto quell'incrocio là ci sarebbe una cosa da fare, non specchi, e risolvere il problema è togliere quella siepe che si può vedere fino in fondo dove abita lui quasi, insomma. Grazie Bruno, grazie, devo rispondere, se no non ce la faccio. Vai Sindaco, prego. Sì, l'incrocio là siamo stati anche con la provincia settimana scorsa a dare un occhio, perché è un incrocio con le strade provinciali, no? Perché dopo anche il cittadino bisogna spiegare le competenze, bisogna sempre, quando dico bisogna fare squadra, perché quando passa una strada regionale, una strada provinciale, le strade comunali, dobbiamo sempre metterci in contatto con tutti e tre gli enti, quindi le cose diventano ancora più lunghe. L'incrocio lì adesso abbiamo fatto molto velocemente, abbiamo fatto una pensata per magari attenzionare soprattutto chi entra arrivando da nord. Anche la questione siepi è da visionare anche con i privati e sono questioni molto che adesso in televisione non è neanche il caso di spiegare. Quindi è una strada sì che sappiamo essere nel tempo, la gente però, quello che dico sempre, noi possiamo mettere dissuasori dappertutto, ma la gente deve comunque abituarsi a vivere la strada dentro i limiti che ci sono, perché se ci sono dei limiti il problema è che i limiti vanno rispettati, perché mettere dossi dappertutto anche non è tra l'altro possibile, perché se sono i mezzi di soccorso dopo, se si trova a avere un mezzo di soccorso in mezzo e noi dobbiamo sempre combattere su richieste legittime, perché il signor Bruno ha ragione, nel senso si sente la sua... leggevo che Sole 24 Ore molto velocemente diceva che ora i sindaci più bravi sono quelli che riescono a
ad affrontare le paure dei cittadini, perché si vive sulle paure oggi, no? Leggevo un articolo Solo 24 Ore e le classifiche che sono state: chi ha perso perché non ha saputo gestire le paure dei cittadini. Questa è una paura che ha poi il cittadino, non si sente sicuro. Noi possiamo fare anche il nostro, sistemeremo lo specchio, lo metteremo meglio sicuramente. La questione resta comunque dell'utilizzatore della strada, che con le macchine di oggi sembra di andare a 50 all'ora, ma stai andando a 100 all'ora. Sindaco, lei però ha detto: non sto qua a spiegare perché sarebbe una cosa troppo complicata. No, io penso che dovete iniziare a spiegare, ecco, quello che vi impedisce di portare avanti anche certe cose che vorreste fare, e sono questi carrozzoni, e ne abbiamo tanti in Italia, che non servono a niente, servono solo ai burocrati. Ecco, io vorrei capire quando ci deciderà la politica di tagliare i carrozzoni che non servono, perché noi ne abbiamo tantissimo. Voi per muovere una penna ci impiegate un mese, solo per muovere una penna, perché avete una burocrazia non che vi rallenta, che vi tiene fermi, e questo non è più possibile, perché quando vogliono i problemi li risolvono. Guardiamo il Ponte Morandi, hanno passato la burocrazia, hanno veramente in pochissimo tempo sono riusciti a far sì che questo ponte riesca ad essere terminato, e allora vuol dire che se vogliono possono fare. Ma se tutti i problemi sono centrati a chi riuscirà a prendere il prossimo anno le poltrone, a chi diventerà ministro, a chi diventerà qualcuno, il cittadino rimarrà sempre fermo. Però ricordatevi, e lo dico a tutti, che tutto quanto è pagato coi vostri soldi, e voi avete diritto di sapere e cosa vi blocca e vi impedisce di andare avanti. Sindaco, come ci saluta? Un minuto velocissimo. Allora, mi saluto dicendo quello che ho detto prima ai cittadini: non smettete mai di sollecitare i vostri amministratori, perché è l'unico modo che avete anche voi per capire di quello che succede. E invito anche i sindaci, di quando mandano fuori dalla porta, che magari un cittadino viene lì a chiedere una cosa, di farlo andare fuori dalla porta con delle questioni chiare, anche dei no. Nel senso, perché non è il sì che vince sempre, bisogna anche saper dire al cittadino: no, questo non si può fare per questo e questo motivo. Grazie. Quindi grazie Mirella, grazie ai telespettatori e grazie ancora a Moreno per l'esperienza che ci ha portato. Grazie a Moreno Pesce, grazie al sindaco Mattia Somadossi, sindaco di Fonti, di essere stato con noi. Grazie anche a voi, tantissimi anche questa mattina. Ciao, adesso andiamo a vedere il vostro assegno che è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi per una questione di riservatezza non vi diremo dove siamo. Siamo comunque nella prima periferia di Treviso e stiamo per incontrare Katia. Ciao Katia. Ciao Mirella. Ciao. 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 Ciao Mirella. Allora spiega un attimino, per quelli che non sanno la tua storia, cosa è successo in breve, senza andare nei particolari. Allora, mi sono separata per scelta mia, perché non andavamo più d'accordo, e adesso ci stiamo facendo la guerra perché non mi lascia vedere i bambini. Quanti anni hanno? Giacomo e Tommaso sono quelli che mi preme di più, hanno 5 anni, e dopo ne uno di 15 e uno di 20 che loro, assorbiti dal papà, non mi vogliono più vedere. E adesso mi sono separata, sono senza casa da ieri, dal giorno 13, e sto cercando lavoro, che forse ho trovato, intanto 2 giorni alla settimana, grazie alla Mirella che ho fatto la puntata. Cosa vuol dire non vedere i propri figli? Mi fai piangere, Mirella. Significa morire dentro, passare le notti, girarsi, rigirarsi e piangere. Questo significa. Vogliono dire tanto i tuoi figli, vero? Sì. E facciamo così, lancia un messaggio al tuo ex marito. Giancarlo, ti chiedo per piacere, facciamo le persone civili, facciamo la mamma e il papà, non marito e moglie, e fammi vedere Giacomo e Tommaso e sentire quando non posso vederli. Solo questo, e ti auguro tanta serenità anche a te. Allora Katia, ecco qua, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che noi chiediamo. Grazie. Tu dovrai andare dal sindaco e far vedere le spese che tu sostieni per vivere, perché sei su una strada. Devi confrontarti con lui, la sua porta sarà aperta, perché è stato lui a dirmi di aiutarti. Dopodiché io voglio dire una cosa, ma perché lei avrà sbagliato anche suo marito, avranno sbagliato anche tutti e due, ma perché non far vedere i figli alla mamma? Cioè, in fin di conti lei e i figli non ha fatto niente, assolutamente, non si può. Anzi, quando li vedono mi dicono
qua non è più casa tua e quando vieni là hai paura di venire là. Queste non sono cose di 2 bambini di 5 anni. Della tua vita tu puoi fare quello che vuoi, che voi ve la siete scelta, è la vostra strada, ma i vostri figli che non hanno nessuna colpa. Ciao, alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti voi, ciao e grazie dell'aiuto che mi avete dato, grazie mille.